bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di poterti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà, emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te. Perché ho bisogno della tua presenza. Questa canzone la dedico a quella mamma che ha perso i suoi 9 figli. Ieri ha perso anche il marito, l'ultimo ancora molto grave. Speriamo che ce la faccia, si è messa a disposizione anche l'Italia, questa sanità italiana che già ha curato tanti bambini, perché io penso che sia una cosa ignobile, penso sia una cosa da caponare la pelle, che qualcuno decida di uccidere degli innocenti senza nessun motivo. Perché loro non hanno fatto niente. Cosa avevano fatto? Erano nelle loro case, negli ospedali. Questa mamma che stava curando gli altri, per una dottoressa, stava cercando di salvare delle vite umane, si vede arrivare tutti i suoi figli bruciati, arsi vivi. Il marito e l'ultima creatura. Capite che bisogna... Io, grazie a Amnesty International, cercherò di far vedere questa trasmissione, questo video, per far capire che c'è il mondo attorno a questa mamma, invece un mondo buono, di persone per bene, che capiscono questo dolore che non passerà mai, come farà a sopravvivere. Forse curando gli altri, forse riuscirà a fare questo proprio grazie a questa sua professione, che è la sua passione di vita. Curare il prossimo, i deboli, i fragili. Mi ricordo quella telefonata di quella signora che mi ha detto: sai Mirella, sappiamo da che parte stai. Certo che sapete da che parte sto. Sto dalla parte dei fragili, dei deboli, di quelli che non riescono a veramente a proteggersi, a difendersi.
io sto da quella parte, qual è il problema? Se non va bene a questa signora o altre, ci sono altri canali, problemi zero. Però che si dice, sappiamo da che parte stai, io sto da questa parte, se qualcuno non va bene sono problemi suoi. Quello invece che a me va bene è avere questi ospiti, queste associazioni di volontariato che stanno cercando anche loro di lasciare un segno, e come? Aiutando gli altri. Allora vi presento Sandro Gussoni, presidente ANFI, Associazione Nazionali Finanzieri Italiani, assieme a Giuseppe Busi Angeli, anche lui vicepresidente ANFI, sempre Associazione Nazionali Finanzieri Italiani, e saluto anche il sindaco di Colle Umberto, Sebastiano Coletti. Grazie sindaco, anche lei di essere qui con noi, perché anche con lei parleremo purtroppo di morti, di incidenti stradali, di giovani che perdono la vita, eppure avremo la possibilità di aiutarli mettendo e obbligando ai motociclisti di usare l'airbag. Magari non li salveremo tutti, ma ne salveremo una buona parte. Noi siamo arrivati in Europa grazie agli europarlamentari che hanno capito l'importanza veramente di mettere e di obbligare questo mezzo, perché la tecnologia ha fatto passi da giganti, come ha fatto la Spagna. La Spagna è passato un mese fa, perciò è obbligatorio. Speriamo che arrivi anche da noi e che soprattutto non si guardi il colore politico ma il bene della comunità dell'Europa, perché il problema europeo non è solo nostro. Esatto. Allora inizierei proprio da lei sindaco, proprio ha sentito questa canzone che ho dedicato a questa mamma, lei ha un'altra famiglia nel dolore più straziante, perché perdere figli, non solo lei ma tutti i sindaci, perché poi siete voi i primi ad arrivare in queste case e cercare di portare conforto per quello che si può, perché io penso che sopravvivere a un figlio morto sia la cosa più peggiore che ci sia. Prego sindaco, come vuole aprire questo martedì 3 giugno? Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno. Sì, l'altro giorno, quando è arrivata la telefonata per partecipare alla trasmissione di oggi, il suo collaboratore appunto mi aveva accennato la tematica. Io partecipo, come ho già detto, perché ho avuto veramente una manifestazione corale di cordoglio di un intero paese per quanto è avvenuto. Partecipo al di là per rappresentare ancora questa sofferenza e questo cordoglio, ma per sensibilizzare, come diceva lei, un po' tutti, sia gli utenti della strada quali motociclisti, sia come conducenti di auto. Dobbiamo essere tutti molto attenti, perché si sta veramente un attimo a spezzare vite e a creare dolori che sono inimmaginabili, come diceva lei prima, quindi diventa difficile trovare le parole e dire qualcosa anche di intelligente in questi momenti, come insegnano anche gli psicologi. Forse è più significativo un abbraccio che tante parole, però a noi sta evitare, fare in modo di prevenire questo tipo di incidenti in tutti i modi. Grazie sindaco anche delle parole, delle volte ha ragione lei, non servono tante parole, forse il silenzio e l'abbraccio dicono di più di tante cose che vorresti dire. Ecco, questo è quello, sentire attorno la comunità con un abbraccio penso sia la cosa più bella che ci possa essere, di conforto almeno in quel momento che devi arrivare a questa persona. Allora sentiamo il presidente, cosa dice presidente ANFI? Avete visto, hanno il cappello d'alpino ma il berretto della Finanza Nazionale Finanzieri d'Italia, perciò hanno due berretti questa mattina. Sì. Prego. Niente, giustamente come diceva il sindaco, bisogna sensibilizzare un attimino le persone, perché si vedono in giro cose impensabili, sia da parte delle motociclisti che automobilisti che ciclisti anche. Esatto. C'è tutto un discorso, secondo il mio punto di vista, che è molto ampio. E trovare la soluzione repressiva non si può. Convincimento, c'è gente che ti scende e ti dice guarda che c'ho ragione io anche se ha torto. Qua è diventato un po' un problema mettere insieme le cose. Il buon senso forse. Il buon senso purtroppo si sta perdendo,
perché il buonsenso secondo il mio punto di vista sta sparendo un po' piano piano, anzi una buona parte sempre secondo il mio punto di vista è sparito. E niente, io parlo anche per causa, perché purtroppo anch'io ho perso un figlio e Perciò sappiamo cosa significa. Cosa si prova. Esatto. Allora, cos'è la solidarietà, Presidente Gussoni, per voi che fate questa associazione di volontariato? Siamo stati premiati anche noi, grazie a loro sono arrivate tante derrate alimentari al Banco Solidale. Cos'è la solidarietà? Perché avete deciso di creare questa associazione all'interno di Finanzieri d'Italia che fa volontariato? Questo ormai sono anni che è in piedi, è partito tutto da Roma, penso, perché noi qua siamo una succursale di Roma, sì. Diciamo, noi dipendiamo sempre da loro. E aiutare si fa per quel che si può fare e per me non è giusto, perché c'è tanta gente che ha bisogno e noi abbiamo visto anche l'anno scorso e anche quest'anno ci siamo approcciati anche verso gli ospedali che ci hanno chiesto qualcosa e noi abbiamo cosa. Cioè, il nostro compito è quello di aiutare un po' sta gente, un po' di colleghi che hanno avuto problemi, associazioni che hanno problemi per andare avanti. Abbiamo, insomma, associazione vuol dire essere insieme a tutti. Comunità, esatto. Essere un'associazione significa essere tutti quanti insieme e andare avanti nelle cose, cioè cercare di fare le cose più giuste. Allora, sentiamo anche il vicepresidente Giuseppe Busi Angeli e soprattutto quello che stiamo cercando di fare noi, che ho anche invitato anche questa associazione dal 10 al 13 luglio, è il villaggio delle associazioni. Sentite che bella questa parola, il villaggio delle associazioni, perché siamo in tanti ma siamo divisi, non ci conosciamo. Brava. Non sappiamo quello che facciamo ed è un peccato, perché tutti quanti queste associazioni cercano di mettere la famosa goccia nell'oceano per aiutare la comunità. Prego. Sì, io direi che se ci fosse più unità e più collaborazione, diciamo così, tra le varie associazioni, sicuramente otterremo molto di più e potremmo fare molto di più, perché l'unità fa la forza, è quello che ci hanno insegnato anche i nostri genitori. E direi che per quanto ci riguarda noi faremo di tutto per essere presenti e cercheremo anzi di far partecipare i nostri associati in modo tale. Perché purtroppo però c'è anche una cosa da dire, che la nostra associazione è un po', diciamo, anzianotta, diciamo così. Oddio, come tutte, perché giovani qua, pochi in giro sul volontariato. È un po' anzianotta, di conseguenza purtroppo abbiamo i nostri piccoli grandi acciacchi e tante volte ci viene a mancare proprio questo supporto. Ma dettato da che cosa? Proprio perché magari non ce la facciamo, perché non abbiamo più la volontà magari o la voglia, non si dovrebbe dire così, ma purtroppo devo dirlo anche perché non c'è ricambio generazionale anche nelle nostre associazioni. Cioè i giovani purtroppo ce ne sono rarissimi, molto pochi, che si avvicinino a noi, come penso anche ad altre associazioni. Sì, tutte quante, a parte qualche raro caso che sento, del ma nostro livello. Giovani, compresi gli alpini, anche loro che chiedono giovani. Ma gli alpini sono una cosa molto diversa. Però anche loro hanno questo problema. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Innanzitutto volevo dire che anche i finanzieri sono un bel corpo, perché il servizio che fa i finanzieri, mi sono veneziano e conosco dei finanzieri per chi lavorava di notte con le barche e poi quello che fa lui è invisibile, ma è un corpo come gli alpini, come chi fa un corpo da ammirare e da ringraziare, perché i finanzieri insegnano, però fa un lavoro che serve allo Stato e alla gente, perché anche a Venezia con le barche e quelle robe, i primi che arrivano i finanzieri, perché in caserma a Mocenigo viene qua in barca e chi ha bisogno salva le persone.
e dopo le associazioni, bisogna, cosa avuto, purtroppo i giovani che sempre poco, però gli anziani, ti vedi, ci serve. Se non fossero gli anziani, cose, associazioni, non ve ne sarebbero più, ve ne sarebbero poche. Le persone anziane, ti vedi, e voi insegnare ai giovani a vivere bene, a vivere tranquilli, a fare belle robe, perché quando che ti vai aiutato, ti hai bisogno, ti vai in letto, ti dormi tranquillo, non ti occorre il giorno per dormire, ti dormi tranquillo perché ti ha il cuore leggero, qualcosa ti ha fatto come che facevo gli altri, Mirella. E dopo chi ti dice che ti siete parte, ti sei in mezzo e in parte, non stai a gabadare, perché quello che ti fa è lampante, tutti puoi vederlo, non c'è niente di nascosto, ti fa tutto alla luce del sole. Ti dice che la signora, se non è comoda, e a tu e televisione una passeggiata. Comunque l'associazione è grande, perché il governo ha una spada con le associazioni, guarda quanti problemi che cava via sta gente, e tutti i soldi perché io non attacchi, perché va bene, insomma, vi ringrazio tutti per quello che fate, andate avanti per la vostra strada, che è quella giusta. Grazie e buongiorno. Grazie Rinaldi, io so che ho il vostro supporto, ma è giusto anche dire le cose come stanno, perché quasi quasi qua il debole, poveretto, è colpa sua se è diventato così, o se ha perso il lavoro, o se non riesce più a trovare la dignità di vita. Invece io sono convinta che dobbiamo supportare questa realtà. Io dico sempre che qui almeno da noi c'è una grande rete, sono i banchi alimentari, non solo il mio, ma ce ne sono tanti, le parrocchie, ecco, che aiutiamo queste persone in difficoltà, e questo la dice lunga su quello che riusciamo a fare, nonostante la politica ci metta sempre con la burocrazia dei paletti incredibili, perché ormai non sappiamo più come salvarci dalla burocrazia, e come che dico dobbiamo girare col commercialista e pagare per fare i volontari, perciò questo la dice lunga. Dopo quello che abbiamo dato con la pandemia, perché eravamo noi che aiutavamo, e Origa aveva paura di essere in casa, i politici, ma che andava nelle famiglie a portare le idrati alimentari, le medicine, così, però si va avanti. Tanto è vero che io lo dico, andiamo a vedere questa passeggiata, che ringrazio Roberto Bruniera per aver organizzato questa camminata al Parco dello Storga, e il ricavato verrà dato ai veneti schiacciati dalla crisi. Eccolo qua. Credo che lo scopo sia nobile, il tempo ci aiuta, per cui cosa fare di meglio, ecco, in una domenica mattina di giugno, se non venire qua. Dal Parco degli Alberi Parlanti a Via delle Acquette, dallo Storga al Sant'Artemio, con ritorno a Villa Manfrin. La seconda edizione di Passeggiamo insieme per la vita, la camminata organizzata dall'Associazione Botteniga San Pelaio, è andata quest'anno a favore di un'altra realtà del volontariato sociale, i veneti schiacciati dalla crisi, di Mirella Tuzzato. Abbiniamo queste passeggiate nelle nostre bellezze naturali meravigliose con questi scopi benefici. Qui ci si deve divertire, ma si deve anche aiutare, e quindi ringrazio anche Mirella Tuzzato e l'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, perché poi saranno devoluti a loro gli introiti. Ringrazio vivamente l'associazione Botteniga San Pelaio dell'amico Bruniera, perché è in prima linea sempre per questi eventi benefici. Il motivo è che ci sono tante persone che sono in difficoltà, e abbiamo pensato con Mirella Tuzzato, che lei proprio è il supporto di Veneti Schiacciati dalla Crisi, lei sa individuare la persona e le persone che hanno bisogno appunto dopo o di soldi da ricavato, e quindi abbiamo pensato a lei. Io sono convinta un passetto a volta ce la faremo a capire che bisogna fare rete e fare squadra, anche perché a livello politico non è che abbiamo tutti questi aiuti, perciò anche aiutarci tra di noi. Va bene, oggi i Veneti Schiacciati, ma domani può essere un'altra associazione, per unire le forze, perché divisi non arriveremo da nessuna parte, anzi stanno cercando poi con la burocrazia di eliminarci sempre di più, senza tener conto che invece il mondo del volontariato anche nella pandemia ha tenuto in piedi la politica, perché eravamo noi, come dico sempre, che andavamo nelle case a vedere come stavano, a portare questa borsa della spesa, le medicine, tante associazioni che veramente erano in prima linea. Questo forse qualcuno non l'ha ancora
ancora capito, ma glielo faremo capire un po' alla volta. Importante è beneficiare di donazioni per l'acquisto di beni per il banco alimentare, l'approvvigionamento è sempre più difficoltoso. Io soprattutto ho bisogno di prendere delle derrate alimentari, che vuol dire il pesce, la frutta, la verdura, perché quello che arriva non basta assolutamente. Ecco, io vorrei capire anche lo spreco dove va a finire, perché c'è tutto questo spreco e poi noi dobbiamo comprare le derrate alimentari, perché noi non possiamo dare una borsa di dolci, noi dobbiamo dare una borsa dignitosa, perché non abbiamo pezzenti, abbiamo famiglie dignitose. Grande Mirella, lo dico io, grande Mirella. Sindaco, come commenta, se non ci fosse il mondo del volontariato, anche voi che siete in prima linea cosa farete? Il problema è questa cosa, che noi non abbiamo bisogno della politica, è la politica che ha bisogno di noi, che forse qualcuno non ha capito bene esatto. come funziona. Il politico passa e noi rimaniamo. Sindaco, a lei. È vero, perché parto da riferimento alla pandemia, che tutti abbiamo ormai dimenticato. Ovviamente è stata una parentesi nera, quindi la gente fa di tutto per dimenticarsela, ma io me la ricordo bene perché ero sindaco da poco, era il primo mandato, e io, se non avessi avuto i volontari, non avrei fatto niente. Ma chiusa quella parentesi rimane la quotidianità, e io tuttora lo dico. Io penso, ad esempio, io ho la grandissima fortuna di avere la consegna pasti fatta a domicilio da un'associazione del territorio, e questo ha un valore straordinario, perché vuol dire entrare in contatto con le persone, portare il pasto a casa, scambiare una parola, riportare se c'è qualche problema, quindi non è qualcosa di asettico, ma qualcosa di vero. E io dico sempre che senza di loro non saprei come fare. Quindi è quasi scontato chiedere a un sindaco una cosa di questo tipo. È che io mi rendo conto di avere la fortuna di vedere dietro le quinte cose che altri non vedono. Mi verrebbe alle volte di gridarlo ad alta voce, perché diamo un po' tutto per scontato. E quello che diceva prima il rappresentante dell'Anfi, no? Che sono vecchiotti, no? Io dico, non siete vecchiotti, siete saggi. È una battuta che faccio sempre, ma dico tenete duro. Grazie. perché senza la vostra testimonianza non c'è la possibilità di trasmettere i valori, cioè solamente vivendo e vedendo come vi comportate c'è possibilità che vengano trasmesse alle nuove generazioni. Domenica io ho avuto il festeggiamento del gruppo di Colle Umberto degli Alpini. È stata una bellissima festa con tutte le associazioni, ma è una delle associazioni per quanto mi riguarda, e ho detto alla fine è che loro fanno bene, perché quello che fanno gli alpini lo fanno sempre bene, ma io dico che soprattutto fanno del bene, perché è nel lavorare assieme, nel mettersi al servizio degli altri, nel fare qualcosa perché sì e non perché no, che fa crescere una comunità. Quindi è sempre più difficile, però non dobbiamo mollare. Assolutamente. Bravo sindaco, mai mollare, sempre un passetto a volta, come ho detto prima, ma si va avanti. Ma soprattutto io vorrei chiedere al Presidente, cosa vuol dire per lei questa gioventù che sta deviando? Ecco, io dico, ma perché questi ragazzi non vengono assegnati a voi a fare volontariato? Anche perché voi conoscete le regole, conoscete il gioco sporco e quello pulito, perché eravate nella strada, sapete di cosa si parla. Perché noi diamo sempre la colpa a qualcun altro, il cerino passa a qualcun altro. Ma ieri io parlavo con un ragazzo che mi ha detto, ma scusa Mirella, ma tutta la droga che viene sequestrata laico, dove va a finire? Sono persone che salgono nelle macchine, sono persone che guidano, che attraversano la strada, perché per esserci tutta quell'offerta vuol dire che c'è una domanda incredibile, o sbaglio? Cosa vuole dire, Presidente? Io devo dire una cosa, noi andiamo avanti nel volontariato compagnia perché prima di tutto siamo stati abituati a stare insieme, a condividere determinate cose insieme, e ce le portiamo avanti. I giovani purtroppo sono là, cioè vai in pizzeria, li vedi 4 giovani, sono tutti quanti attaccati al telefono, nessuno parla, nessuno dice, non c'è più aggregazione, non c'è più, e dopo io dico anche una cosa, a casa i genitori cosa gli insegnano? Questa è una domanda che
tanti genitori si dovrebbero fare, perché ci sono situazioni che prima di tutto, vabbè, noi non avevamo macchine ancora, adesso anche il più giovane già il macchinone che va via a raffica. In più, secondo il mio punto di vista, non c'è da parte delle istituzioni un discorso di diciamo punizione, chiamiamola così, diciamo come parola punizione, cioè chi sbaglia deve pagare. Vicepresidente, chi sbaglia deve pagare, ma in Italia è difficile far pagare perché abbiamo delle leggi che a interpretazione, non c'è la certezza della pena e il cittadino chiede quello, ecco, il cittadino italiano vorrebbe quello perché quelle sono le risposte. Cosa dice? Beh, io direi che c'è un po' un insieme di cose le quali bisognerebbe appunto analizzarle molto bene e andare a approfondire, ma l'approfondimento purtroppo lo puoi fare, bisogna anche essere sintetici per quanto riguardano queste cose. I giovani purtroppo, ecco come diceva prima il signor sindaco, il quale diceva appunto che noi dovremmo dare degli esempi, ma noi cerchiamo di dargli gli esempi, ma ci sono purtroppo questi giovani, però ce ne sono di molto bravi, dobbiamo dire anche questo, ce ne sono di molto di più di quelli non bravi. Esatto. Poi per quanto riguarda, come diceva il Presidente, delle punizioni non direi tanto, non le chiamerei punizioni perché la punizione non esiste, ma una certa educazione, questo che io direi che manca un pochino, l'educazione viene dettata dalla famiglia, ma sì, anche dalla scuola, soprattutto dalla famiglia, anche con il supporto della scuola. Ma la scuola serve ad insegnare, perché questo è l'importante, la scuola devono insegnare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, le materie alle quali sono preposti. L'educazione invece viene data dalla famiglia stessa, ma se viene a mancare la famiglia, vuoi per il lavoro, vuoi perché sei impegnato, vuoi perché il figlio magari lo prendi e lo abbandoni anche a casa da solo, e questo cosa fa? Si mette là con la PlayStation e il telefonino. Non va bene assolutamente, forse mancano delle cose, forse mancano, non lo so neanche io cosa dire, perché è un problema molto 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 vasto e molto importante, perché le nostre generazioni avevamo molto meno più rispetto, e con quel poco che avevamo riuscivamo a trovare con la fantasia, con l'immaginazione, trovavamo del supporto, trovavamo qualcosa che noi ci inventavamo. Oggi come oggi purtroppo questo non c'è. Sindaco, come commenta le parole del Presidente e del Vicepresidente? Ecco, i valori, il rispetto, l'educazione civica che dovrebbe essere la base del valore anche della scuola e della famiglia. Ma io mi domando, Sindaco, ma io non riesco. Allora, sentiamo tutti i giorni, anche la scorsa settimana, queste bullette, perché adesso si mettono anche le ragazze, che fanno delle cose incredibili. Ma non possono dire questi genitori che non sanno, che non informiamo, che stiamo cercando di far capire l'importanza di seguire questi ragazzi, chi sono, con chi vanno, cosa fanno, perché adesso si apre la stagione estiva, sono a casa da scuola, guardate che ne basta uno per paese per rovinare tutta l'estate a tutti quanti, non è che ne servono tantissimi. Cosa dice il Sindaco? Che messaggio vuole dare a questi genitori che continuano a non capire che bisogna essere autorevoli, anche autoritari a volte, con questi ragazzi prima che escano di casa? Dove vai? Con chi fai? Cosa fai? Stiamo parlando di minori, stiamo parlando di ragazzini che con l'alcol e con la droga, molti di loro sono bevuti il cervello perché hanno il nemico dietro l'angolo. Come escono? La maschera che si mettono, mio figlio è un bravo ragazzo. Cosa vuol dire bravo ragazzo? Io vorrei anche capire. Prego, Sindaco. Mandiamo anche le immagini degli incidenti intanto che il Sindaco parla, per ricordare anche questo ragazzo e questa famiglia. Prego, Sindaco. Guardate, è difficile perché
io mi sento già che i tempi sono cambiati rispetto a quando ero io adolescente, giovane, e anche i rischi connessi. Quello che dico è che probabilmente non ci rendiamo conto della potenzialità di determinati strumenti che diamo in mano ai bambini, perché stiamo parlando veramente di bambini. Ormai il regalo della prima comunione sta diventando il cellulare. Una volta alla Crisima si regalava l'orologio, adesso si regala il cellulare, scusate, il cellulare ancora prima. Non voglio fare il retrogrado, non voglio fare il moralista, però io mi domando tante volte se ci rendiamo conto di quelli che sono i rischi connessi, collegati a un mondo velocissimo che con la frontiera dell'intelligenza artificiale non sa dove ci sta portando. Anche in tempi recentissimi ho avuto delle problematiche proprio in comune con delle persone che sono state truffate, che non si capacitavano e non si capacitano tuttora e non ci credono alla truffa. Cioè è un mondo veramente pieno di trappole, quello dell'internet. Però d'altra parte dico una cosa anche, Mirella, che noi non possiamo non dare fiducia ai giovani. Noi non possiamo non dare fiducia ai giovani e non puntare sulla miglior gioventù che noi abbiamo. È anche vero una cosa, che rispetto a 30 anni, 40 anni, 50 anni fa è cambiata il modello di società, perché penso ad esempio alle mamme che erano molto più presenti a casa, adesso lavorano per scelta, perché è corretto, ma anche per necessità tante volte, e quindi si trovano questi ragazzi, che io lo vedo come sindaco, che sono soli. E quindi l'importanza di creare dei luoghi sicuri, degli spazi di aggregazione, perché noi possiamo lasciare questi ragazzi in sicurezza. Io ho una figlia. Adesso la preoccupazione è stata quella di fare in modo che nel periodo estivo possa avere dei centri estivi che sono stati scelti secondo un criterio, dove possa trascorrere del tempo facendo delle belle attività assieme ad altri ragazzi, ma in tranquillità. E quindi sta a noi genitori non trovare dei parcheggi, ma informarsi e fare in modo che i ragazzi crescano, perché è come noi possiamo darle impronta, dopodiché quello che succede, perché è libero arbitrio, prima o poi prende il sopravvento, però noi dobbiamo dar fiducia e dobbiamo crescere secondo determinati principi. Questo è quello che ci viene richiesto, sia come genitori sia come amministratori, nel dare opportunità e spazi sicuri. Non dobbiamo pensare che siano soldi buttati, spesi, perché non ci sarà mai un ritorno nel tenere aperto un centro giovani. Penso nel mio comune abbiamo investito parecchi soldi con l'educatrice per tenere aperto il centro giovani, 20, 30, 40 ragazzi che si trovano e poi crescono, e magari in loro nasce anche quello spirito di servizio che può essere utile per tutta la comunità quando crescono. Quindi io dico sì, regole, controllo, ma anche tanta fiducia dobbiamo dare. Vede Sindaco, io invito questi ragazzi, come ha detto lei, ho molta fiducia di questi ragazzi perché sono veramente bravi ragazzi, o ragazzi bravi, come qualcuno mi ha sottolineato, che è diverso da dire bravo ragazzo o ragazzo bravo. E loro sono molto ottimisti. Sa, una ragazza mi ha detto, Sindaco, lo dico quasi tutte le mattine: Mirella, prima o dopo ce la faremo ad avere noi il futuro nelle nostre mani, un passetto alla volta. E sono anche ottimisti, pensate, noi siamo un po' pessimisti, loro invece sono ottimisti, sono convinti di riuscire a cambiare le regole del gioco. Tanto è vero che io ho sollecitato molti politici a dire: ma perché non diamo il voto ai sedicenni? Non sono mica tutti dei squilibrati, diamo pure il patentino, gli mettiamo su una strada, non è responsabilità questa? Certo. Allora perché non dare loro la possibilità di votare? Lo fanno anche in altri paesi, non è che Mirella scopre l'acqua calda. Sa cosa penso, Sindaco? Che la politica ha paura di loro, ha paura di vedere cosa succederebbe se loro vanno al voto. Allora mi trovano fuori delle manfrine che non sono preparati, che bisogna prepararli, perché l'ottantenne si prepara.
No, non so, o settantenne, cioè abbiamo i maggiorenni che sono tutti preparati per il voto. Capisce che quando mi dicono no, bisogna educarli, prima bisogna insegnare, ma insegnare cosa? Hanno le idee più chiare di quello che pensiamo noi. Cosa dice, Sindaco? Allora, se noi andiamo a vedere un po' la storia l'hanno fatta i giovani, cioè una volta un uomo di 30 anni era un uomo fatto e finito e probabilmente aveva già 3 figli sulla schiena, no? Adesso a 30 anni forse stiamo comprando la seconda macchina e stiamo pensando se mettere su famiglia, ok? Quindi è cambiato il mondo da questo punto di vista. Però sono d'accordo su questa proposta. Io, a dire il vero, provocatoriamente una volta l'avevo detto, che sarebbe da dare il voto ponderato, nel senso che il voto deve pesare di più quando sei più giovane e pesare sempre un po' di meno andando avanti, ma non per cattiveria, ma per senso di responsabilità. Cioè tu hai un ragazzo di 20 anni, di 18 anni, con la forza che ha la forza anche di prendere in mano e fare delle scelte importanti, decisive, anche controcorrente. Dopo un po', andando avanti, ci si siede e si molla un po' il colpo. Faccio un esempio, forse così, non voglio offendere nessuno, ma il tema delle pensioni, forse se lo dessimo in mano ai giovani non lo so come andrebbe a finire, perché ci preoccupiamo di 6 mesi in più, 6 mesi in meno, 500 euro in più, 500 euro in meno, ma lo capiamo che queste nuove generazioni qua la tematica non ce l'hanno forse nemmeno, perché il sistema non terrà. Quindi è per quello che avevo fatto una proposta dirompente una volta, ho detto, ma diamo il voto ponderato, prenditi la responsabilità a 20 anni di scegliere con una prospettiva di lungo corso. Sono d'accordo, è anche vero che andrebbero preparati, ma ci sono gli strumenti, basterebbe una maggiore anche efficacia di quelle che sono le ore a scuola, perché secondo me il concetto di educazione civica vissuta, guardate, io ho i bambini dell'asilo che vengono a trovarmi in municipio ogni anno. È spettacolare, perché allora loro fanno il giro degli uffici, si siedono sulla sedia del sindaco, prendono il telefono, schiacciano tutti i bottoni possibili, poi passiamo per l'anagrafe, gli faccio vedere i libroni, gli spiego dove passa la vita del comune, perché se pensate, nel comune è il primo posto dove il papà e la mamma vanno quando è nato un bambino come istituzione pubblica a registrare il nome, è l'ultimo posto dove passiamo quando uno dei nostri cari ci lascia, quindi veramente passa la vita per il comune. L'inizio e quindi vanno educati fin da piccoli, e quindi poi tornano alle elementari, allora cambia il discorso, tornano alle medie, dopodiché c'è un buco alle superiori e secondo me è lì che dobbiamo lavorare, perché io vedo i bambini, aspetto, condivido in pieno quello che ha detto. Vengono Sindaco, la interrompo un secondo perché abbiamo Maurizio, se no mi cade la linea. Vai Maurizio. Chiedo scusa. Ciao Mirella, buongiorno al sindaco e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io do pienamente ragione al 1000 per 1000 al sindaco, però io dico un'altra cosa Mirella, poi proverò a sentire anche i tuoi ospiti finanzieri, che cosa ne pensano di un articolo che gira sul giornale da qualche giorno. Allora, sindaco, lei ha ragione, bisogna vedere però prima innanzitutto i genitori che cosa insegnano ai figli, ok? Perché se vengono sul maleducati, naturalmente che vanno in giro a fare danni, questo e quell'altro, e ne vediamo di tutti i colori, il rispetto non c'è più, perché il rispetto viene insegnato in famiglia, e se manca rispetto in famiglia non ce n'è per nessuno. Bene, detto questo, fiducia ai giovani della nuova generazione? No, io non ce l'ho, perché se sto vedendo quello che sta succedendo in giro, per me questa nuova generazione futura non avrà, scusatemi il gioco di parole, non avrà futuro, punto e fine. Bene, allora, un'altra cosa Mirella, per quanto riguarda gli incidenti stradali, se avete visto ultimamente le strade stanno diventando gran premi, perché corrono in una velocità spaventosa, moto, macchine, camion addirittura che passano in centro abitato ai 50 all'ora, l'ho visto io qui a Conselve, ok? Esempio, un tir in centro abitato, va bene, ok, perfetto. I vigili dove erano? Dormono, punto di domanda. Poi passiamo ai due finanzieri
Allora, praticamente Mirella, non so se sei al corrente, penso di sì, a Magenta, in una scuola, purtroppo vietano addirittura l'ingresso ai bersaglieri. Ma che cosa insegnano alle scuole a questi ragazzi? Vogliamo o non vogliamo ottenere i nostri valori? Che cosa insegnano? Perché non vogliono i bersaglieri? Che cosa vogliono l'imam che insegna a scuola? Quello sì, l'imam sì, e i bersaglieri no, che hanno fatto la storia d'Italia come gli alpini. Ma stiamo scherzando? Ma dove stiamo andando? Io attendo vostre risposte. Grazie e buona giornata. Grazie Maurizio, buona giornata. Salutiamo Maurizio da Conselvero. Presidente, a lei la prima risposta. Sono sante parole, perché effettivamente abbiamo visto mi sembra più di una scuola che l'hanno portata dentro in moschea a pregare. Alla domanda all'imam se i bambini possono andare dentro una chiesa, gli ha detto sì, a pregare, quello dipende da loro, cioè di là devi andare, di qua dipende dai bambini. Ma come fa un bambino anche a giudicare la cosa? Li porti, ma per loro è anche un diversivo per uscire dalla scuola. Sì, che è anche giusto, da un lato. Però una cultura diversa. È giusto frequentare le due cose. Sulle strade, io ho la strada che mi passa sotto casa, io abito a Arcade, la chiamavano una volta, io ho sentito due ragazzi, la chiamavano la pista di lancio, perché era rettilineo dritto che va da Arcade a Spresiano. Adesso hanno fatto le rotonde, però passano via a velocità spaventose, soprattutto la sera. Per fortuna che è abbastanza grosse cose sono successe un po' di tempo fa. Anche mai dire mai ne basta uno, come ho detto prima, non è che devi trovarne 20. L'altra sera, poco tempo fa, sull'altra strada via Roma che va giù, 3 ragazzi sono andati a finire dentro una casa. Quello dietro purtroppo 17 anni, 20 anni, 21 quanto ne aveva. Io l'ho perso quello mio a 17, ma non perché me l'hanno tirato sotto. Sembra incidente stradale? Sulle strisce. Pubblicità. Abbiamo Gabriella da Mogliano, vai Gabriella. Pronto? Non c'è più Gabriella, allora andiamo con il servizio e vediamo questa scarcerazione, poi vediamo se recuperiamo Gabriella. È stato scarcerato Juan Maria Beltre Guzman, uno dei 5 imputati a processo per l'omicidio a Conegliano il 23 giugno del 2023 della 72enne Margherita Ceschin. Dopo 2 anni di custodia cautelare in cella, il 44enne dominicano lascia il carcere. Per lui rimane solamente una misura blanda, l'obbligo di dimora a Treviso. Così ha deciso la Corte d'Assise, di fronte alla quale è in corso il processo per la morte della Ceschin, la cui uccisione, secondo la procura, sarebbe stata commissionata dall'ex marito Enzo Lorenzon, 80 anni, mentre di mettere in contatto quest'ultimo con gli esecutori materiali del delitto, secondo il quadro accusatorio, si sarebbe occupato proprio Guzman, ma il suo ruolo con l'andare del processo è stato a lungo dibattuto. È una decisione importante da parte della Corte d'Assise, la quale tuttavia ha ritenuto di non al momento derubricare il fatto, così come ipotizzato da me al momento della presentazione dell'istanza in favoreggiamento. Ha mantenuto la Corte d'Assise l'ipotesi al momento del concorso in omicidio volontario premeditato, ritenendo comunque in accoglimento della mia richiesta subordinata di poter concedere una misura cautelare molto lieve, che è quello di un obbligo di dimora nel comune di Treviso. Non è il primo imputato in processi per omicidio nella Marca a lasciare la cella malgrado il pesante capo d'accusa. I giudici hanno adottato la stessa linea con Sergio Miglioranza, il 75enne condannato per aver ucciso nell'incendio della sua abitazione a Castagnole la moglie Franca Fava e l'amica Fiorella Sandre, ma anche il 20enne Elia Fiorindi, che deve scontare 10 anni per aver accoltellato a morte in un parco a Varago il 17enne Aymen Adda Benameur. I due, anch'essi difesi dall'avvocato Crea, stanno scontando la pena ai domiciliari. Un soggetto
soggetto stabilmente radicato nel territorio, secondo i giudici Juan Maria Beltre Guzman, e un ruolo il suo non di esecutore materiale del delitto. Questi elementi hanno favorito la decisione di alleggerire la misura restrittiva. E l'ipotesi difensiva che secondo noi si è molto ridimensionato non solo il suo ruolo ma la sua partecipazione, che non esiste. Al momento la Corte d'Assise su questo punto non ha fatto una, diciamo, riflessione o motivazione derubricando il fatto. Ma lei si aspetta una derubricazione del reato? Sì, assolutamente sì. Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, devo dire che anche precedentemente alla fase cautelare li avevo evidenziati, non danno la certezza di una sua compartecipazione nell'organizzazione dell'omicidio. Allora Busi, come commenta lei che ha rappresentato le forze dell'ordine, ecco, queste sentenze che ti lasciano veramente con le spalle al muro, dice ma che se c'è una morta poveretta che non ritornerà più, che non aveva fatto assolutamente niente, uccisa in maniera selvaggia, perché peggio di così questa poveretta nella sua casa, nel suo appartamento. Sì, possiamo dire che è stato dimostrato comunque che è colpevole, che c'è un assassino, c'è un colpevole soprattutto. Però diciamo che la legge viene per quello che ne penso io, questo sistema, questo modo, la legge non viene applicata, non viene assolutamente applicata in questi casi, ma viene interpretata oppure interpretata come a seconda del giudice. Sì, come si trova con una persona che vive. È un po' difficile da spiegare, ma comunque è chiaro, almeno è lampante per tutti, che la legge va applicata e basta. Che poi ci siano, appunto, come abbiamo visto l'avvocato, un bravissimo avvocato, questo che a Treviso è uno dei migliori, e il quale riesce appunto a difendere, perché abbiamo anche... il penalista è quello che deve tirarsi fuori dal carcere, certo. Quello è il suo lavoro. Quello è il suo lavoro e lo fa molto bene. Però anche i giudici devono rivedere molte cose. Sentiamo il sindaco come commenta e poi come ci saluta, perché ormai il tempo è terminato. È caduto, allora andiamo dal Presidente, poi salutiamo il Sindaco quando riprende il collegamento. Allora Presidente, lei come commenta? Io dovrei essere un po' più diplomatico, perché se dico quello che penso mi arrestano a me. Adesso in diretta proprio Presidente, no, perché io sono poco simpatico. Sono abbastanza diretto. Mi hanno insegnato nel mio mestiere che ho fatto a essere abbastanza diretto. E io sinceramente io dico solo una cosa: chi delinque volontariamente non ha diritto di nessuna cosa. Di nessun sconto? Niente. Deve... Tra buona condotta, sconto di pena, cioè non so io qua alla fine... poi è impossibile che, ad esempio, abbiamo l'ultimo caso, Garla, dopo 18 anni che qualcuno salta fuori e dice dobbiamo andare a rivedere questo, questo e questo. Ai tempi cosa sono andati a vedere? Esatto. E ce ne sono tanti di quei casi. Ce ne sono tanti. Di quei casi anche noi rimaniamo stupiti, diciamo, prima non hanno visto niente, cioè è possibile, avremo altri mezzi, adesso per carità non si discute. Certo. Indagini, voi di indagini se sono serie... La cosa, a un certo punto prendi, ci sono questi cosi, vai in fondo. Ma siccome che probabilmente, io dico sempre una roba, in mezzo ci sono le carriere, ci sono i posti dove poter andare meglio. Ragazzi, abbiamo visto che anche una bomber si è salvato, basta. Allora sentiamo il sindaco che ha ripreso il collegamento, come commenta. Abbiamo mandato questo servizio di questa persona che è stata scarcerata, ecco l'uccisione di Ceschin, prego, della donna poveretta che non c'entrava niente. Prego sindaco. Allora, ci vorrebbe probabilmente una trasmissione intera per parlare di una tematica e non basterebbe. Io parlo anche come dire, da parte in causa, permettetemi, bene nella vita faccio l'avvocato, quindi bisognerebbe conoscere bene le carte. Il problema forse sta a monte nella lunghezza anche dei processi,
perché poi ci sono scadenze di termini, scarcerazioni per decorrenza dei termini. È ovvio che nel momento in cui, e questo è un grande traguardo raggiunto dal nostro ordinamento, quello della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva. Il problema è che la sentenza definitiva arriva alle volte un po' troppo dopo, un po' troppo tardi, e quindi se c'era l'innocente che è rimasto in carcere per 5 anni, come andrebbe la questione? Cioè, voglio dire, ne abbiamo casi di questo tipo, di persone che hanno scontato lunghe pene detentive in attesa di processo, ma non tanto in Italia, ma in altri stati. E probabilmente bisognerebbe arrivare ad avere una giustizia penale che ha dei tempi più consoni, soprattutto laddove ci siano delle pene detentive importanti da combinare e soprattutto laddove ci sia un'urgenza di dare anche un segnale forte, sia di special preventivo, quindi rivolto alla persona ma anche alla comunità intera, perché dobbiamo capire anche qual è la funzione del diritto penale, no? Che non è tanto quello di punire, ma se crediamo a quello che è scritto nella nostra Costituzione, articolo 27, rieducare, però dare anche un segnale importante, perché l'azione penale è l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, non della persona, quindi è la comunità intera che ha delegato e dice questa cosa è una cosa che non sa da fare per la nostra comunità e pertanto sconti una pena. È ovvio che se questa pena arriva quando ormai il fatto si è dimenticato, sia nella collettività, perché rimane solamente sui giornali, sia anche nel reo, la funzione si scolorisce di molto. Quindi probabilmente la tematica vera è anche quella di una maggiore celerità dei processi. Sì, però avvocato, mi scusi, adesso le chiedo proprio da avvocato, ma tu togli la vita a una persona, questa persona non ritorna più. Io capisco che ci sono familiari che dicono avrò più mio figlio, mia moglie, mio marito, ma questi hanno tolto la vita a una persona e loro con tutte le leggi che abbiamo, come si ripete, se hanno anche un buon avvocato, un fior di avvocato, certo. Di carcere ne vedono pochissimo, avvocato, questa è la verità, di carcere ne vedono pochissimo e questa persona non torna più. È quello che io non riesco a capire, nella maniera che tu togli la vita a una persona, perché bisogna vedere da caso a caso, ma quando la togli volutamente non ce n'è per nessuno. Basta, è inutile che stiamo a girarcela, ma qua, ma là. Hai tolto la vita a una persona, sapevi quello che facevi? Esatto. Allora sentiamo, ecco, come ci saluta anche il presidente Gussoni. Niente, io l'ho detto prima, se devo esprimere il mio pensiero è meglio che dopo devo andare dall'avvocato. Allora è meglio che ci saluti, sentiamo come ci saluta Gussoni. Chiedere aiuto, perché qualcuno sicuramente, siccome ai tempi che corrono ci sono tante persone che sono più intelligenti degli altri, ma non so fino a che punto, perché io dico ognuno ha il diritto di esprimere il proprio pensiero, però non dipende, bisogna vedere perché non va bene. No, io ripeto, come si diceva giustamente lei, chi volontariamente commette il reato, per me non ha diritto di nessun sconto, di niente. Anzi. Sentiamo anche il vicepresidente, poi ci salutiamo. Bene, sì, questo è un argomento molto delicato, come ha detto prima l'avvocato, perché bisogna appunto capire tante cose, però noi abbiamo una legislazione che è molto arzigogolata, cioè abbiamo una legislazione che ha 1000 sfaccettature e noi con la nostra lingua italiana riusciamo a stravolgere anche un significato positivo, cioè in questo caso l'assassinio di questa donna, che anche per me andrebbe assolutamente condannato e direi anche buttare via le chiavi. Allora io non so più cosa dire, speriamo che qualcuno riesca a capire che chi sbaglia in maniera atroce così va punito e bastano queste persone purtroppo. Il vecchio detto che il contadino non si dà mai la zappa sui piedi e chi fa le leggi non si dà la zappa sui suoi piedi. Sindaco, come ci saluta velocissimo? Vi saluto dandovi un grande augurio a voi e a tutti quanti di poter passare anche delle buone vacanze, perché siamo prossimi alla chiusura delle scuole e davvero spero che quest'estate possa essere una buona estate per tutti.
Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Bravo. Gente questa sera con me, dai balliamo e la tristezza non c'è, son felice con voi e gioisco perché è una musica dentro di noi, senti il cuore batte forte di più e la mia voce vola sempre più su, voglio restare qui, non andare più via, perché questa è la vita mia. Amo la vita e la vita ama me, vivo ogni cosa perché è un dono la vita e ringrazio che c'è, cantatela insieme a me. Vedo tanta serenità e la pista si riempie di già, questo tempo è per noi, il contatto ora c'è, canto sempre più forte perché amo la vita e la vita ama me, vivo ogni cosa perché è un dono la vita e ringrazio che c'è, cantatela insieme a me, ritmo che scivola via, solo spazio alla nostra allegria. Amo la vita e la vita ama me, vivo ogni cosa perché è un dono la vita e ringrazio che c'è, cantatela insieme a me. Voi direte, perché questo video? Perché abbiamo un discografico, anche se vi presento il professor Giampiero Avruscio, presidente Associazione Primari Ospedalieri di Padova. Buongiorno professore, un'altra veste, sempre più in grande con la musica, con la canzone. Grazie professore. Saluto anche un altro ospite graditissimo che è il dottor Vincenzo Cordiano, Medici per l'Ambiente. Grazie anche a lei, dottor Cordiano, di essere qui, così capiremo a che punto siamo anche con questi medici per l'ambiente che ce la stanno veramente mettendo tutta per cercare di far luce una nebbia più fitta che così non potrebbe esserci sull'inquinamento e soprattutto anche sui PFAS. Allora, professor Avruscio, questa veste nuova ma sempre un inno alla vita che voi cercate in tutte le maniere di fare, di salvare. Prego professore, com'è la situazione dal suo punto di vista anche a livello politico, questa sanità
che qualcuno dice ma siamo nel Veneto, di cosa vi lamentate? E qualcun altro dice no, io mi lamento perché pago le tasse e non riesco a curarmi. Prego. Allora, intanto non è una veste nuova, nel senso che noi medici l'abbiamo come nostra missione, quella di cercare di far star bene le persone, e lo star bene è a 360 gradi, quindi anche con queste forme, soprattutto se fatto per beneficenza, perché questo era uno spettacolo teatrale fatto da medici, infermieri, OS, universitari, c'è stato il presidente della scuola di medicina, ma anche politici, l'assessore alla cultura, l'ex ministro del lavoro, insomma varie persone e personalità che si sono messi in gioco proprio per raccogliere fondi per quello che era l'hospice pediatrico, dove ospita bambini purtroppo che non hanno una grande aspettativa di vita, e quindi era per rendere la miglior vita possibile a questi bambini e alle loro famiglie. Quindi è un modo diverso, però fa sempre parte dello star bene. Medicina e arte hanno un connubio che è inscindibile. Poi per quello che riguarda la situazione, noi difendiamo il sistema sanitario regionale, il sistema sanitario nazionale, che effettivamente rispetto ad altre regioni sicuramente è migliore, però soffriamo soprattutto per quello che è la patologia cronica, che è quella patologia che soprattutto non solo, ci sono anche giovani per carità, ma soprattutto la popolazione anziana di una certa età, che è una pluripatologia, perché vede, quando c'è un evento acuto, tipo per esempio un sospetto infarto, uno va al pronto soccorso, aria rossa, viene subito preso in carico, curato e più delle volte anche salvata la vita alle persone. Però nella patologia cronica, quando tu hai una serie di accertamenti, di esami da fare, hai scarso, sei da solo, quindi non c'è nessuno che magari può accompagnarti, allora è tutto sulle spalle della persona. Il sistema sanitario qui insomma è un po' difettoso, perché la persona deve continuamente telefonare a questi CUP, se trova la linea, poi deve fare un esame, un'altra valutazione, insomma è la persona che gira intorno al sistema e non è il sistema che effettivamente si prende in carico la persona. Qui dobbiamo molto migliorare anche in Veneto. Basta vedere anche le liste di attesa, insomma, che ci sono, che esistono dappertutto, esistono anche in Veneto, perché anche quello che è successo col Covid insomma ha acuito delle problematiche che c'erano anche prima, senza contare poi sulla valorizzazione anche del personale sanitario. Mi riferisco agli OS, mi riferisco agli infermieri, non soltanto ai medici, per cui c'è una fuga proprio dagli ospedali, perché non è che non si trovano i medici nella parte privata, e non si trovano nel sistema sanitario nazionale, e qui chiaramente bisogna agire ed è urgente agire, perché se noi perdiamo i giovani perdiamo il nostro futuro, e tante persone poi preferiscono andare via dal sistema sanitario nazionale, andare all'estero, andare dove insomma sono meglio valorizzati. Io quando parlo di valorizzazione non parlo solo di stipendi, che sono per carità una parte anche importante per uno che fa un lavoro di grande responsabilità, ma è proprio una questione di qualità della vita delle persone, perché sa fare le notti, fare i pomeriggi, fare tutte le festività, eccetera, essere sempre pronti, disponibili, insomma il rischio clinico che si ha, insomma uno se lo porta anche a casa. Io ho coniato il termine per alcuni di noi medici di clausura, perché tutto il giorno viviamo in ospedale, non guardiamo l'orologio, quindi però ecco, non c'è questo alone, si è perso questo ruolo intorno al medico, e questo gran parte anche è la politica
che fa perdere questo allora, tanto è vero che mentre nel Covid eravamo definiti eroi, subito dopo il Covid non sono infrequenti le violenze contro gli operatori sanitari. Molto Io chiaro, ricordo che professore. non sono gli Sentiamo cosa ne operatori pensa. sanitari Devo che correre organizzano la purtroppo perché il sanità. tempo è tiranno. Il dottor Vincenzo Cordiano, Medici per l'Ambiente, questo ambiente che comincia a preoccupare. Noi abbiamo visto, io ho aperto questa mattina ricordando questa mamma di Gaza che ha perso 9 figli, ieri è morto anche il marito, che stava cercando di salvare altre vite, si è vista arrivare i suoi figli bruciati in un ambiente che veramente la dice lunga su quello che sarà questo Stato. Però cosa dice dottor Cordiano? Quanto importante è invece capire l'importanza dell'ambiente, la natura, che se forse l'uomo riuscisse a rispettare molto di più, da sola fa dei miracoli nel vero senso della parola. Abbiamo visto con la pandemia, le acque si sono pulite da sole, era una cosa incredibilmente incredibile a Venezia, avete visto. Professor Cordiano, com'è la situazione dal suo punto di vista? Abbiamo visto le mamme che sono state ricevute da Papa Leone XIV, molto attente a questa questione, mi hanno scritto un biglietto, finalmente anche questo Papa ci è molto vicino e sono state ricevute. Prego, dottor Cordiano. Sì, buongiorno Mirella, grazie per l'invito, saluto tutti gli ascoltatori. Allora, per quanto riguarda l'importanza dell'ambiente, può essere riconosciuta da alcune semplici cifre ufficiali dell'Agenzia per la protezione ambientale europea. Grazie alle misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, che ricordo è riconosciuto come un agente cancerogeno di classe prima dalla IARC, quindi sicuramente cancerogeno per l'uomo, oltre a provocare tutta una serie di malattie all'apparato respiratorio, cardiovascolare, ma anche di altro tipo. Allora, grazie appunto a queste misure, nell'arco di circa 20 anni il numero di morti in più, quindi dell'eccesso di morti imputabili all'inquinamento atmosferico in Europa, è sceso da circa 400.000 a 230.000 all'anno. E questo è un grande successo appunto per tutti coloro che si impegnano per la difesa dell'ambiente, della salute ambientale e della salute di tutti gli esseri viventi. Se consideriamo appunto che oltre appunto alla riduzione del numero di morti c'è stata sicuramente anche una riduzione del numero quindi della spesa sanitaria, di malattie, degli accessi ai servizi dei sistemi sanitari europei, questo può dare un'idea di quanti soldi si sono risparmiati grazie appunto alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico. Per quanto riguarda poi l'Italia, anche qui si assiste sicuramente a una riduzione del numero di morti, tuttavia le condizioni della pianura padana non lasciano spazio a molto ottimismo, questo perché sia un po' per la configurazione fisica, geologica della pianura padana, che in pratica è un catino avvolto da montagne praticamente da tutti i lati, tranne chiaramente lo sbocco al mare. Però questo in Italia, soprattutto nella pianura padana, ci induce a fare degli sforzi perché le città capoluogo del Veneto sono costantemente ai primi posti per le città più inquinate in tutta Europa. Per quanto riguarda i PFAS, il costo sanitario, del sociosanitario degli europei si aggira sulle stime più conservative minimo da circa 50 miliardi di euro all'anno, mentre le stime più meno ottimistiche arrivano anche a centinaia di migliaia di miliardi all'anno, che noi tutti europei sopportiamo. Professor Cordiano, la fermo un secondo solo perché abbiamo Vladimiro da Rovigo, se non mi cade la linea poi continuiamo, vai Vladimiro, vai. Io purtroppo sento più Mirella, sento poco. Non si preoccupi, dottor Cordiano, andiamo con Vladimiro, vai Vladimiro. Sì, grazie, aspettavo che finisse di parlare. Ma non ci siamo, vai Vladimiro.
Volevo fare una domanda al dottor Avruscio. Allora, proprio la questione di logica, cioè una persona va in ospedale, in un ambulatorio, a fare una visita di controllo, no? E il medico di quell'ambulatorio, uno a caso, no? Vede un'anomalia, qualcosa che non lo convince, quindi prescrive al paziente che va in ambulatorio di fare, per esempio, un controllo del sangue o altra cosa da valutare successivamente. Ecco, la mia domanda è questa qua. Per me sarebbe logico che il medico che fa questa prescrizione, che dopo lui o un collega valuterà dopo, che sia il medico o il suo ambulatorio a fissare già il giorno stesso, dopo un certo periodo congruo, la data della successiva visita di controllo sulla prescrizione che il medico stesso ha stabilito. E invece succede che il povero paziente va a casa, poi deve fare quell'analisi del sangue, poi deve tornare dal suo medico di base che gli dà un'altra impegnativa e deve andare al CUP o telefonare al CUP che gli danno dopo 9, 10, cioè voglio dire, al di là dei mesi da aspettare, no? Ma dovrebbe essere una roba logica che se è un medico di ospedale, di un ambulatorio che prescrive un controllo, un'analisi, dovrebbe essere lui o il suo ambulatorio a fissare già una data della successiva presenza del paziente, perché questo paziente porterà a quel medico i risultati della prescrizione che lui stesso, cioè, capisce il mio discorso? Cioè, per me era un po' strampalata che un medico dà una prescrizione, poi deve essere un altro che emette un'impegnativa, che poi deve essere il CUP, che non c'entra nulla con l'ambulatorio. Cioè io dico questo qua perché mi sono trovato io, ma vedo anche altre persone. È una roba che è incredibile, cioè uno deve fare una visita che secondo logica dello stesso ambulatorio, no? Dovrebbe essere dopo 30 o 40 giorni e si ritrova e dovrebbe andare dopo 8 o 9 mesi. Dopo 8 o 9 mesi non ha più senso una visita che sarebbe da fare dopo 30 o 40 giorni. Cioè io mi chiedo, è una cosa che è proprio fuori logica sta qua, al di là di tante altre cose, ma almeno questa qua dovrebbe essere risolta in maniera più logica. Insomma, grazie, buongiorno. Grazie, la ringrazio. Prego, professor Avruscio. Sì, la ringrazio intanto per questo intervento, perché ha toccato proprio un punto fondamentale. Allora, c'è una normativa regionale che dice che, per esempio, le faccio un caso, no? Uno viene per una visita angiologica in angiologia da me, allora io lo visito, ha necessità di fare degli esami angiologici. Allora cosa faccio? Si prende l'impegno, il medico è obbligato, lo specialista, a fare l'impegnativa, a prescrivere l'esame, in questo caso angiologico, ed è obbligato anche lo specialista a dargli l'appuntamento senza farlo andare né dal medico di medicina generale né dal CUP. E quindi questo si chiama presa in carico del paziente. Ora cosa succede? Che una cosa è quando si prescrive una visita, per cui con la visita c'è la presa in carico. Quando si prescrive un esame invece, uno scrive l'esame ed è in carico al medico che l'ha prescritto. Ma quando io devo prescrivere un altro esame, ritengo per esempio di fare una TAC, e io non sono in grado nel mio reparto di prendermi in carico un paziente, perché noi non facciamo le TAC, però l'impegnativa gliela prescrivo io e gli prescrivo anche perché per la Regione Veneto esistono le priorità, se è urgente va a pronto soccorso, se è in B in una settimana e 10 giorni e via di seguito. Quello però è un discorso che riguarda il CUP, perché io come angiologia non sono in grado di far fare o di prenotare una TAC, ma perché è un compito della radiologia. Allora in quel caso il CUP, a secondo della priorità, deve prenotare quell'esame, ma il medico specialista, questa è una normativa regionale, se poi non la si rispetta è il cittadino che anche deve farsi sentire o il medico di medicina generale, perché noi siamo obbligati a prenderci in carico il paziente, non è che non siamo obbligati. Se non succede vuol dire che qui c'è da richiamare
lo specialista ospedaliero che non fa le impegnative e che non si prende in carico il paziente. Quindi la ringrazio perché qui c'è stata la possibilità almeno di chiarire questo aspetto, che è un aspetto che grava poi dopo sul discorso delle persone. Io invito sempre a richiedere visite più che esami, perché con la visita c'è l'obbligo della presa in carico del paziente, con l'esame no, è un'esecuzione strumentale che va in carico a chi ha prescritto l'esame. Allora, professor Avruscio, qualcuno dice, si è sentito anche in questi giorni da più persone addetti ai lavori, che forse i medici di base dovrebbero essere conglobati all'interno della sanità pubblica. Lei cosa ne pensa? Guardi, io sono molto favorevole al fatto che tutti i medici che lavorino per il sistema sanitario nazionale abbiano un contratto unico. E adesso mi spiego, perché pochi sanno che il cosiddetto territorio, cioè tutto quello che è al di fuori dell'ospedale che riguarda la sanità pubblica, e quindi mi riferisco ai medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali esterno e interni, la guardia medica, i pediatri di libera scelta, tutta questa attività è gestita da liberi professionisti, mentre in ospedale i medici sono tutti dipendenti. Allora cosa succede? Che i contratti però si fanno a livello nazionale, per cui a livello nazionale ciascuno di queste categorie cerca di tirare acqua al proprio mulino. È il contratto nazionale, ognuno va per gli aumenti, eccetera, però così si perde di vista quella che è l'unicità del paziente, perché il paziente che sia a casa, che sia in ambulatorio territoriale, che sia in ospedale, è sempre lo stesso paziente, solo che in diversi momenti del suo stato di salute ha necessità ora del domicilio, ora del distretto, ora dell'ospedale, ma è un unico paziente. E quindi se avessimo un contratto unico, che sia convenzionato, che sia da dipendente, ma che sia unico, questo sarebbe un bene per il paziente, mentre altrimenti si formano quelle categorie, quelle lobby, quegli orti, diciamo, di ciascuna categoria che non fanno bene a nessuno e non fa bene al sistema sanitario nazionale. Bisogna avere il coraggio di fare una vera riforma, perché tutti quelli che lavorano per il sistema sanitario nazionale abbiano un contratto unico. Io sono assolutamente favorevole quindi a questa rivoluzione, diciamo, che pone però il paziente cittadino all'interno del sistema sanitario nazionale. Sentiamo cosa ne pensa il dottor Cordiano, se ha sentito la domanda che ho fatto al professor Avruscio. Dottor Cordiano, ha sentito? Non sento purtroppo, Mirella, non mi sento. Io la sento, lei non mi sente? No, non mi sente. Allora mettiamo a posto il collegamento col dottor Cordiano, se no non riesco ad andare avanti con la trasmissione. Ma allora, professore Avruscio, ma non sento quello che stai dicendo. Aspetti un attimo, allora che mettono a posto il collegamento, perché sennò io la sento ma lei non mi sente, allora è inutile, allora aspettiamo che mettano a posto. Professor Avruscio, ma tutte queste case di comunità, che forse sono quelle che hanno gestito la sanità privata, forse pubblica, in maniera molto più consistente, ma sono riuscite ad avere i fondi del PNRR, e vuol dire cemento. Belle case, le abbiamo visto, ma quasi tutte vuote, perché non c'è il personale da mettere all'interno. Allora io mi domando, ma quando c'è stata fatta questa richiesta, e pur di riuscire ad avere i soldi del PNRR, faccio qualsiasi cosa, intanto prendo i soldi, poi vedremo. Io capisco questo, ma io ho telefonate tutti i giorni che mancano i servizi alla persona. Voi stessi dite non ci sono i medici, non abbiamo la possibilità veramente di operare. Io ho avuto il professor Chioffi, il primario, che ha detto: io non riesco a capire i contratti che hanno fatto i sindacati, ma cosa vado in sala operatoria con l'orologio
alle 11 devo smettere di operare perché ho terminato le ore che devo lavorare e devo uscire e lasciare l'operazione a un altro. Ma cosa è successo? Ma come si fa a fare una cosa del genere? Ma io penso di essere operata da quel primario o da quel professore o da quel medico, poi me ne trovo un altro perché ha finito le ore dell'operazione. Non è la stessa cosa. Ma cosa sta succedendo, professor Avruscio? Perché io ho la fortuna di avere queste eccellenze come lei che vengono qui a parlare, ma non riusciamo proprio a capire, e lui era molto amareggiato col sindacato, il professor Chioffi. Prego. Bene la professionalità e l'umanità anche del professor Chioffi, con cui mi confronto quotidianamente e condividiamo purtroppo le stesse preoccupazioni e lo stesso disagio. Mancano i medici e il contratto in pratica ha voluto segnare come i medici fanno tantissime ore in più non valorizzate, e allora si voleva, come dire, significare il discorso: se mancano medici, perché un medico deve rimanere 20 ore senza, come dire, così come volontario, diciamo, oltre alla sua professione, e se mancano medici invece non assumerli. E questo è il valore che si voleva dare al contratto, solo che in questo modo però si penalizzano effettivamente chi deve poi dopo dirigere un reparto, perché insomma non si può contare l'orologio. Noi non siamo impiegati statali, con tutto il rispetto degli impiegati statali, mi raccomando, non voglio, per carità, insomma, però il nostro lavoro è determinato anche dall'urgenza. Noi, se siamo medici anche per strada, al di fuori dell'orario di servizio, se c'è un incidente dobbiamo soccorrere, perché siamo chiamati a fare un dovere per noi, non è che guardiamo, sono fuori servizio, e quindi è un po' come anche la polizia, anche come tutti gli organi, diciamo, dello Stato, che sono chiamati anche nell'emergenza. Ora, lei accennava anche alle case di comunità. Il PNRR ha investito molto sulle strutture, sul cemento, come lei dice, che sono, per carità, sono cose fondamentali, perché insomma abbiamo ospedali anche vetusti, abbiamo strutture che bisogna rinnovare, tecnologia che è fondamentale oggi più che mai. Però quello che fa grande una struttura è il personale. Se io non ho il personale, se non investo sul personale, è chiaro che poi dopo cosa me ne faccio di queste, come dire, deserti, di queste aree nel deserto, perché poi mi mancano le persone che possono curare bene, che possono accogliere i pazienti. E qui c'è tutto un lavoro da fare. Ricordo, c'è una rivoluzione da fare, perché, ripeto, se non rendo attrattivo per le persone, parlo degli OSS, parlo degli operatori sociosanitari, degli infermieri. Guardi, posso farle questo esempio perché mi è capitato proprio l'altro giorno. Allora, io ho anche un master di angiologia, no? Cioè degli specialisti che frequentano un master post, quindi specialità. Allora c'era una radiologa iscritta alla scuola di specializzazione in radiologia secondo anno di Padova, che mi dice: guardi professore, che io però mi trasferisco in Germania, rinuncio alla specializzazione qui del secondo anno, ho degli interessi in Germania, mi hanno accolto alla scuola di specialità e devo iniziare dal primo anno. Ah bene, ho detto, ma spiegami com'è che il contratto italiano rispetto a quello tedesco? Ah beh, qui mi davano per la scuola di specialità 1.500 euro netti al mese. 1.500 euro è lo stipendio di un infermiere professionale che da anni lavora in ospedale, quindi che fa le notti, le guardie e compagnia bella. E dico, ma in Germania com'è questo contratto? In Germania mi danno 5.000 euro netti al mese, che è uno stipendio in cui non arriva neanche un medico strutturato da molti anni. Fermo, professor Avruscio, perché abbiamo una telefonata, se no mi cade la linea, poi continuiamo. L'ho detto anch'io di una mia amica, 1.500 euro in Italia, laureati in farmacia, e 5.000 euro in Germania con alloggio, professore, con alloggio. Attenzione. Paola da Padova, vai. Sì, ciao Mirella. Ciao. Buongiorno il tuo ospite. Allora, professor Avruscio si sa che è un ottimo medico, un'ottima persona,
Però giustamente lui fa la giustissima battaglia per i medici, ma la battaglia per i pazienti, chi è che la fa? Allora giustissimo questo dei soldi, per carità, però c'è una sanità molto malata dalla parte dei malati, scusi il gioco di parole, sto cercando anche di parlare in fretta, sennò la Mirella giustamente mi taglia la telefonata. Non è vero, non ho mai tagliato le telefonate. Beh, è una mia impressione, non ecco. È una mia impressione, chiedo venia. Allora, quando una persona, cioè la persona che ha dei problemi e fa, sì, perché poi giusto gli stipendi, però ci sono tutte le visite a pagamento che ormai bisogna purtroppo andare solo quelle, e fa un giro di professionisti che riconoscono alcune cose ma altre no, e poi giustamente chiedono tanti altri esami, ma la persona che è ammalata, che non sta più in piedi, perché non riesce più ad avere un minimo di ricovero per avere una diagnosi e poi una cura. Questo è il grande anche problema dell'ammalato, che purtoppo le cause dell'ammalato non le sta portando avanti nessuno. Lei dalla sua veste le sta portando avanti molto bene e fa bene, però ricordiamoci anche che a parte in Germania la vita costa molto di più, giustamente guardate i soldi, ma non solo quello, ricordatevi anche dell'ammalato. La criticità poi di Padova è che tutti questi specializzanti, i reparti sono lasciati in mano a loro. E ricordiamoci che al pronto soccorso di Padova non c'è un cardiologo e non viene chiamato. Grazie infinite per l'opportunità, buona giornata e complimenti al professor Avruscio, che so che è una persona meravigliosa. Grazie Paola. Grazie. Allora vorrei dire che questa mia amica che vive in Germania dice invece che la vita è uguale a qua, non è che sia più cara, grosso modo siamo là, che sia chiaro, perché sennò sembra che ci sia sempre il cerino che passa. Prego professore. Intanto ringrazio Paola per darmi la possibilità anche di intervenire su questo problema che ha sollevato, che è molto importante. Guardi, io non faccio la battaglia per i medici o per gli infermieri, perché vedete, quello che forse le persone capiscono poco è che non c'è un medico o un infermiere che sia disoccupato, per cui non è una battaglia per i medici o per gli infermieri, è una battaglia per il sistema sanitario nazionale, perché medici e infermieri lavorino al sistema sanitario nazionale, perché se non ci sono medici del sistema sanitario nazionale che vanno via, e allora il paziente quando ha un bisogno di salute serio, dove va? Noi abbiamo visto con il Covid, dove le strutture private hanno contribuito poco o nulla in questa grande tragedia, e ci sono stati gli ospedali pubblici con tanti morti e ammalati tra gli infermieri, tra i medici, accanto ai propri pazienti. Quindi la battaglia che si fa non è tanto una battaglia stipendiale, io questo l'ho premesso, non è lo stipendio, è la qualità della vita con cui si trova, perché un chirurgo che affronta la sala operatoria mette a rischio il paziente oltre che la propria vita professionale, e allora se io devo rischiare la vita di un paziente, vuoi tu Stato costruirmi, come dire, una specie di protezione, come per i giudici anche, perché vede, quando un giudice sbaglia non è che paga il giudice, paga lo Stato, diciamo, ma quando un cardiochirurgo, un neurochirurgo come il professor Chioffi opera a livello del cervello, mette a rischio tutta la sua vita, e allora se mi permettete bisogna anche valorizzarlo, ma non è solo una questione stipendiale. Come sempre dico, vede, quando si costruisce un ospedale, per esempio, perché non costruire anche un asilo nido, una scuola materna, in maniera tale da favorire quelli che lavorano in ospedale, le donne, gli uomini, la paternità, la maternità? Perché per esempio chi lavora nel sistema sanitario pubblico non si riducono le tasse in maniera tale da rendere più attrattivo? Perché è chiaro che poi un medico che è competente, che è capace, è un professionista. Poi dopo, se in Germania gli offrono di più, perché poi sono preparati benissimo, le nostre università preparano bene, e costa 200.000 euro all'anno la formazione di un medico da parte dello Stato e delle loro famiglie. Poi quando uno ha completato il suo ciclo, che cosa succede? Viene accolto a braccia aperte dai paesi
all'estero, perché io non vedo medici inglesi, francesi, austriaci, tedeschi che vengono a lavorare nei nostri ospedali, ma vedo medici e infermieri italiani che se ne vanno all'estero, e questo non è la battaglia dei medici e degli infermieri, è la battaglia verso i nostri pazienti, verso i nostri anziani, perché poi dopo sono costretti ad andare privatamente al di fuori del sistema sanitario nazionale. Quindi uniamoci insieme, perché le mie battaglie non sono per noi professionisti che non rimaniamo mai disoccupati, ma è per le nostre persone, per la nostra gente che ha necessità e ha bisogno di un sistema sanitario nazionale pubblico, perché tutti quanti noi paghiamo le tasse per averlo e non è giusto essere costretti ad andare sul privato. Molto chiaro. Adesso andiamo a Venezia, andiamo a vedere questa sentenza PFAS e poi commentiamo, speriamo di avere il collegamento col dottor Cordiano. Andiamo a vedere sentenza PFAS. Dalla sede di Mestre, la CGIL del Veneto esulta per una sentenza che viene definita storica e che secondo il sindacato mette un punto fermo sul tema dei danni alla salute dei lavoratori provocati dall'esposizione al PFAS. Il Tribunale di Vicenza ha infatti accertato la natura professionale della malattia che provocò il decesso di un ex dipendente della Miteni, condannando l'INAIL a erogare le prestazioni dovute. La vedova aspetterà la rendita ai superstiti, che è calcolata nella misura del 50% con riferimento alle retribuzioni massimali del settore industria dal gennaio 2014. Il patronato in CGIL ha assistito i familiari dell'ex lavoratore impegnato nel sito produttivo dal 79 al 92 e deceduto nel 2014 a causa di un carcinoma uroteliale. Inoltrata nel 2019, la domanda di riconoscimento della malattia professionale era stata respinta dall'INAIL. Pasqualino Zener era dipendente della Miteni, si occupava del reparto depurazione e quindi i suoi compiti erano quelli della pulizia, dello smaltimento dei reflui di produzione. La figlia racconta, perché questo lui spiegava e raccontava, che insaccava i fanghi, infustava i fanghi e lavorava adiacente ai reparti di produzione di FOA, FOS e degli altri FAS. La sentenza è di primo grado e pur nella sua importanza rappresenta solo un primo capitolo. Ci sono infatti altre denunce pendenti e pratiche di riconoscimento ancora aperte con l'INAIL, ma per la CGIL ci si trova comunque di fronte ad un passaggio fondamentale per la tutela e il riconoscimento dell'eventuale danno subito anche da altri lavoratori esposti a queste sostanze senza il rispetto delle norme di sicurezza e senza adeguati dispositivi di protezione. Ci sono aziende che l'utilizzano nelle lavorazioni, di sicuro può aiutare nel sensibilizzare alla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici che vengono in contatto, che devono venire in contatto con queste sostanze anche in altre produzioni. Una battaglia di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che portano avanti da anni le mamme no FAS, parte civile nel processo Miteni, presenti ad ogni udienza, che ora, a prescindere dall'esito del processo in corso, la cui sentenza è prevista per la tarda primavera, tornano a chiedere che la politica intervenga in materia. Noi siamo qua per sostenere i nostri avvocati e a rappresentare un po' tutti i cittadini che sono stati coinvolti in questo grave fatto di inquinamento. È ovvio che quello che chiediamo noi in questo momento, oltre a una sentenza diciamo esemplare per quanto riguarda il processo, è che finalmente in Italia ci sia una legge che possa vietare la produzione e il consumo di queste sostanze inquinanti. Ovviamente ormai quello che è stato fatto, però il nostro fine ultimo in questo momento è quello di arrivare a una legge italiana. Servono delle leggi più stringenti, l'Italia è il paese più inquinato al mondo e non ha ancora emesso nessuna legge che vieti la produzione dei FAS, per cui queste cose devono essere fatte il più presto possibile. Allora, siccome non riusciamo a fare il collegamento col dottor Vincenzo Cordiano, sentiamo cosa ne pensa
il professor Avruscio su questo tema molto delicato che riguarda poi anche noi, perché nel Veneto siamo la zona più ad alto rischio che c'è e queste mamme che si stanno veramente battendo. Mi dispiace non riuscire a fare col dottor Cordiano, ma lo inviteremo un'altra volta con un collegamento migliore. Capite come siamo messi qui i collegamenti, non è colpa nostra. Allora, professor Avruscio, cosa dice? Ecco, lei cosa direbbe a queste mamme? Perché veramente se sono fatti passi avanti è merito loro. Ecco, dobbiamo ricordarlo questo, anzi andate a votare, perché il 2 giugno del 46 è stata la prima volta che fortunatamente le donne sono andate a votare, perciò ricordatevi di questa rivoluzione che c'è stata con queste donne che vi chiedono di andare a votare. Votate come volete, ma andate a votare. Professor Avruscio, a lei. Guardi, queste mamme hanno ragione, vanno sostenute, perché è una questione proprio di salute, di vita o di morte in certi casi. Io ricordo che in Italia abbiamo avuto una serie di inquinamenti atmosferici, perché vede, adesso si parla anche nei nostri convegni dei fattori di rischio ambientali sul sistema cardiocircolatorio, sul sistema nervoso e su altri in generale, ma poi dopo con questi veleni che noi andiamo per questioni di lavoro o poi dopo entrano nel nostro organismo e poi ci distruggono la vita e distruggono la vita ai nostri familiari. Penso anche al siderurgico di Taranto, come ai FAS in Veneto. Allora effettivamente, insomma, quest'ambiente a me piace. Anche c'è stata un'enciclica del Papa, no? E anche questo il Papa Leone ha posto l'accento su un bene supremo che è una ricchezza, che è il nostro territorio, che è il nostro ambiente, e dobbiamo trattarlo come noi trattiamo noi stessi. Professor Avruscio, la interrompo un secondo perché è arrivato il dottor Cordiano, finalmente c'è il collegamento. Mi sente, dottor Cordiano? Sì, adesso lo sento bene. Anch'io la sento, no, sentivo anche prima, adesso ancora meglio. Allora, dottor Cordiano, ecco, cosa ci dice appunto queste mamme che stanno cercando veramente di far sentire proprio il bisogno di decidere su questo tema molto importante, soprattutto anche il Papa Leone XIV sta cercando anche lui di far capire alla politica l'importanza di questo tema. Prego, dottor Cordiano. Allora è chiaro che sia le mamme, i genitori, ma anche i cittadini che si stanno impegnando devono affrontare purtroppo le pressioni delle lobby industriali che stanno condizionando notevolmente l'adozione di misure legislative che possano mitigare l'inquinamento da PFAS o da altri interferenti endocrini, come li chiamiamo noi. Dico mitigare perché ormai penso che eliminare queste sostanze dall'ambiente sia praticamente umanamente impossibile, almeno per quanto ne sappiamo, in quanto queste molecole ormai sono diffuse, oltre che nel sangue di tutti noi, di quasi il 99% della popolazione, in tutte le regioni, anche nell'Artico, gente che vive nelle regioni più remote, nei deserti del Messico, eccetera, si trova ad avere almeno una di queste molecole e sono decine di migliaia le molecole che sono state introdotte. Quindi alcune di queste molecole sono molto importanti, anche farmaci che noi utilizziamo, le protesi vascolari sono in Teflon, i pacemaker, prima mi pare il professor Avruscio parlava degli angioli, quindi usano tutte le protesi sono rivestite in Teflon. Il Teflon è stata la prima PFAS ad essere scoperta casualmente nel 1938 e poi i medici nell'ambiente ospedaliero si usano strumenti essenziali, dalle membrane respiratorie durante gli interventi chirurgici, in anestesia generale, alcuni anestetici generali sono PFAS, eccetera, eccetera, senza parlare delle sacche per le plebe e via dicendo. Quindi alcuni di questi usi sono veramente essenziali, almeno per quanto ne sappiamo adesso. Non esistono rapide soluzioni efficaci e per questo sono previste delle deroghe, però il 92% circa delle applicazioni sono sempre dati dell'Europa
possono già essere, quindi dei prodotti, delle applicazioni industriali possono essere prive di PFAS, perché esistono delle alternative sicure, efficaci e che potrebbero essere quindi eliminate dalla produzione soltanto se la legge lo volesse, se i decisori politici fossero in grado di esercitare il loro potere e fare il loro mestiere e non subire le pressioni da parte delle lobby industriali. Dottor Cordiano, la fermo un secondo perché abbiamo Benito da Este. Vai Benito, vai Benito. Benito? Pronto? Sì, prego Benito. Pronto? Sì, ti sento Benito. Pronto? Parla Benito, parla. Non sento niente. Io sento tutto e vedete voi, io non riesco a capire. Vabbè, vediamo di mettere a posto il collegamento. Dottor Cordiano, cosa ne pensa lei? È la prima domanda che le avevo fatto. Che le avevo fatto, che c'è questa richiesta da parte di alcuni medici di conglobare i medici di base all'interno dell'ente pubblico, all'interno degli ospedali pubblici, di fare un unico contratto, come diceva il professor Avruscio. Lei cosa ne pensa? Sinceramente io non ho opinioni. Io sono stato un medico ospedaliero, ho lavorato nelle strutture pubbliche per decenni, ho cominciato nel privato subito dopo la laurea a Padova, le specializzazioni che ho conseguito, tanto per guadagnare qualcosa, ma poi appena ho potuto ho fatto i concorsi vincendoli per entrare, quindi ho fatto il medico. Io conosco tanti medici di base che sono contrari perché sono dei liberi professionisti e hanno scelto di fare quella professione, quel tipo di mestiere per avere vantaggi e svantaggi che possono derivare appunto dalla libera professione. Sinceramente non ho un'idea personale, non so capire quali possono essere i vantaggi il professor Avruscio dice che il vantaggio di un contratto unico per tutti potrebbe essere proprio il paziente che viene avvantaggiato da questo contratto che è nazionale, che riguarda tutti. Se tanti cittadini ritengono importanti, come quello del rapporto diretto di fiducia che si instaura con il medico di famiglia, il medico di base, ma anche il pediatra. Io quando facevo ambulatorio dentro in ospedale, tanto le persone si lamentavano soprattutto del fatto che ad ogni visita poteva esserci un medico diverso da quello che l'aveva visto la volta precedente, e quindi effettivamente c'è questo svantaggio che tanti cittadini ritengono importante, poter avere un confronto diretto con il proprio medico di fiducia. Dottor Cordiano, com'è andato questo test che avete fatto sui ragazzi, sui 18enni, perché avevamo iniziato a parlarne e dopo non abbiamo più saputo niente? Avete dei dati? È andato così, lei sta toccando un tasto dolente, perché come sai è uno studio indipendente che abbiamo fatto, abbiamo dimostrato che abbiamo osservato che in circa il 30% dei ragazzi, dei giovani adulti, c'erano anomalie dello sperma che potrebbero compromettere la loro capacità di avere figli in un prossimo futuro. Abbiamo pubblicato i dati relativi ai primi 500, che sono 500 casi, che dimostrano appunto come c'è una correlazione tra i danni riscontrati a livello degli spermatozoi in questi adulti e il livello che avevano le loro mamme durante la gravidanza. I livelli che erano più alti, tanto più lungo era la residenza della mamma nelle zone contaminate. Adesso, ripeto, siccome si tratta di uno studio indipendente per il quale non abbiamo ricevuto nessun contributo quando l'abbiamo chiesto, anche a fondazioni bancarie, anche a percettori dell'8 per 1000 che si vantano di fare opere di beneficenza, pur avendo partecipato a questi concorsi non abbiamo ricevuto un centesimo. Si tratta soltanto di fondi che abbiamo reperito
involontariamente, però purtroppo per adesso lo studio procede un po' a rilento, soprattutto perché non abbiamo i fondi necessari per dosare questi livelli di PFAS, ma anche di tutta una serie di altre molecole tossiche, di dosarle anche a livello dello sperma e dei testicoli. Quindi per adesso siamo un po', sta procedendo a Questo è rilento, l'appello del perché dottor Cordiano. A buon intenditore, poche parole. Se è qualche imprenditore, qualche persona molto nota, anche se a mio avviso dovrebbe essere anche la regione che aiuta. Ecco, lo sa che hanno dato 200.000 euro a una dama, con tutto il rispetto che ho per la dama, però capisce che quando lei ci dice che non trova un contributo, che non viene dato un contributo per questo importante studio, ecco, io rimango basita, perché questa è la verità. Ecco, capite qual è il problema. Allora, grazie dottor Cordiano. Professor Avruscio, cosa vuole dire il dottor Cordiano? Ha sentito quello che ha detto, ecco, non riescono neppure a avere il contributo per portare avanti questo studio importante, qua se la dice lunga. Ecco, anche su quello che si potrebbe fare in futuro con un po' di aria nuova, se mettono delle persone con la meritocrazia e non con i partiti o le segreterie dei partiti. Prego. La ricerca è stata sempre sofferente in Italia perché lo Stato ha sempre investito molto poco nella ricerca, tant'è vero che è in mano poi dopo alle grandi industrie farmaceutiche. Noi abbiamo avuto un grande esempio qui a Padova, perché non è che è sempre negativo che le grandi industrie investano nella ricerca. C'è stata una joint venture tra la Fidia Farmaceutici e l'Università di Padova che ha contribuito alla medicina rigenerativa, perché grazie al professor Abbatangelo, che insomma scienziato che credo che il dottor Cordiano conoscerà, è stato possibile grazie proprio a questa ricerca di portare avanti degli studi molto importanti a livello mondiale, sia per quello che riguarda la rigenerazione della cute nei casi delle ustioni e sia anche per quello della medicina rigenerativa, cioè da elementi tipo per esempio il grasso riuscire a creare altri elementi come per esempio cellule endoteliali vascolari o altro, e quindi insomma voglio dire, però è lo Stato che deve muoversi per cercare di investire nella ricerca, perché è il futuro ed è il problema fondamentale che hanno molti giovani, che poi anche i ricercatori che vanno all'estero per proseguire questi studi. Noi investiamo molto poco sui giovani. Le nostre politiche giovanili, ripeto, come succede nella sanità, nell'assistenza, succede anche per l'università, per cui vanno fuori all'estero, poi ce ne ricordiamo quando diventano famosi e allora cerchiamo di farlo ritornare in Italia. Ma il problema non è farli ritornare in Italia, è non farli partire, rendere attrattivo il nostro sistema sanitario, anche per quello che riguarda la ricerca. E soprattutto riuscire a farli diventare sani, riuscire a capire cosa c'è che non funziona anche con questi studi. Io mi ricordo, dottor Cordiano, non so se era lei, un altro medico per l'ambiente che ho avuto, che chiedevate alla fine 200.000 euro, non è che chiedevate la luna. E capite quando io mi arrabbio, perché dopo sento come vengono, anche perché sono soldi pubblici, non sono soldi loro, ecco, sono soldi di tutti per il bene della comunità, come vengono spesi. Capite perché mi arrabbio? Perché qui c'è la salute pubblica, c'è la salute dei nostri giovani, già ne abbiamo pochi, se non curiamo neppure quelli bene, io non so dove qualcuno vuole parare, perché sempre c'è questo cerino che passa. Allora, dottor Cordiano, ormai siamo in chiusura, che messaggio vuole lasciare? Il messaggio è che i cittadini cerchino di impegnarsi, di svegliarsi, visto che la trasmissione si chiama Sveglia Veneti, perché è importante l'azione delle mamme no PFAS, ma anche di altri cittadini, movimenti, associazioni, dimostrano come è soltanto spesso con l'impegno costante che si può da parte dei cittadini, che possono rivendicare la difesa
del loro diritto alla salute attraverso la tutela dell'ambiente, e fare in modo che le leggi, che l'Italia sia al passo con quanto sta succedendo in Europa, dove per esempio in Francia, in Danimarca sono stati vietati ormai da qualche anno la presenza di questi PFAS o altre molecole tossiche, per esempio nei contenitori per alimenti, che sono una delle principali cause di esposizione a questi elementi tossici nella popolazione generale. In Europa si sta facendo molto, purtroppo l'Italia è molto indietro. Dottor Cordiano, quanti soldi servirebbero per andare avanti con questo test? E con lo studio che abbiamo fatto su 1000, ricordo sarà lo studio più numeroso al mondo, ci costerà circa 160.000 euro e siamo ancora alla metà con la raccolta. Quindi abbiamo depositato tutti i campioni di sangue, sono delle collaborazioni che facciamo con l'Università di Padova per l'elaborazione statistica dei dati, l'Università di Ancona che ci dose il PFAS, l'Università di Modena che ha fornito gli specialisti urologi e andrologi che hanno visitato questi 1050 giovani, e poi con l'Università di Napoli dove sono molto forti per quanto riguarda il dosaggio dei PFAS a livello dei testicoli e lo studio delle anomalie spermatiche anche al microscopio elettronico con altre tecniche molto sofisticate. Grazie Quindi non è dottor uno studio che Vincenzo stiamo facendo noi Cordiano da di soli, essere stato con noi, stiamo Medici per facendo in l'Ambiente. collaborazione, ripeto, con 4 università, e c'è da dire che prima parlava il professore delle associazioni, delle joint venture che vengono fatte con le industrie, però purtroppo nel caso nostro le industrie, quando si tratta appunto di dimostrare l'eventuale tossicità di sostanze che spesso le industrie stesse immettono nell'ambiente più o meno in modo legale, ci scontriamo questo muro di gomma. Non hanno alcun interesse a finanziare questi studi che potrebbero dimostrare la tossicità degli elementi che loro producono, che loro immettono nell'ambiente. E devo dire che non c'è interesse nemmeno da parte dei decisori politici, perché è una cosa scandalosa che la Regione Veneto non abbia trovato 220.000 euro, pur essendo stati deliberati per cofinanziare, cioè per finanziare assieme all'Istituto Superiore di Sanità uno studio epidemiologico ben fatto, serio, sulla popolazione che vive nella zona rossa, che solo uno studio di questo tipo avrebbe consentito di dare praticamente una parola definitiva o quasi sulla tossicità del PFAS. Ebbene, nel 2016 è stata fatta una delibera in cui per finanziare questo studio di coorte epidemiologico, si chiama in termine tecnico, uno studio prospettico, un termine tecnico che comunque indica che c'è uno studio che è quello considerato più valido dalla comunità scientifica internazionale. Ebbene, pare che nel ricco nord-est, nel Veneto, non si siano trovati 220.000 euro. Questo è stato un problema di costo per finanziare per la metà che gli spettava questo studio epidemiologico, che avrebbe potuto dare anche una parola importante alle richieste delle mamme, anche nel processo in corso a Vicenza. Questo studio non c'è stato, questo dimostra appunto la mancanza di volontà politica di fare degli studi che possano proteggere la salute della cittadinanza. Grazie dottor Cordiano. Come lo ha detto il dottor Cordiano, sveglia Veneti, io lo dico tutte le mattine, cerchiamo di svegliarci, di ascoltare queste persone che penso siano state molto chiari su quello che si potrebbe fare e che qualcuno non vuole fare perché non investe neppure su una cosa fondamentale, che sono questi studi che fanno i medici per l'ambiente per salvare anche questi ragazzi. Guardate, veramente detto da loro, fa rabbrividire. Stiamo parlando di 220.000 euro. Grazie veramente dottor Cordiano, un abbraccio a tutti i medici per l'ambiente da parte mia e penso anche da parte di tutta questa grande famiglia di Sveglia Veneti. Allora, professor Avruscio, come ci saluta? Intanto augurando buona salute a tutti, perché è la cosa fondamentale. E poi il messaggio che voglio dare è che noi abbiamo una cosa preziosa che è il sistema sanitario nazionale. Dobbiamo preservarlo in maniera assoluta,
perché ci garantisce il bene salute a tutti. Dobbiamo trovare il modo e dobbiamo quindi sforzarci perché ci sia una rivoluzione a partire proprio da quegli orticelli che ogni categoria di medico ha, perché anche questo contribuisce con un contratto unico a mettere al centro il paziente, perché il paziente deve essere realmente al centro del sistema sanitario se si vuole migliorare, se si vuole fare un bene alla salute dei cittadini e non che il cittadino sia ai margini del sistema, come in molti casi purtroppo è oggi. Grazie al professor Giampiero Avruscio di essere stato con noi, veramente grazie al Presidente Associazione Primari Ospedalieri di Padova e grazie ancora al dottor Vincenzo Cordiano, Medici per l'Ambiente. Grazie e pubblicità. Abbiamo con noi un graditissimo ospite che è l'avvocato Stefano Pietrobon, che parleremo con lui di quello che sta succedendo con queste leggi che sono interpretazione, che non si riesce a capire se è la legge o se è il giudice che la interpreta nella maniera sbagliata. Fatto sta che poi noi a casa diciamo: ma cos'è successo? Ma come mai? Allora, com'è la giustizia? Ma c'è giustizia? Viene delle volte preso di mira anche il ministro Nordio, ecco, spesso, ma noi a casa non riusciamo a capire, perché chi è colpevole alla fine non si capisce se verrà veramente questa pena, la certezza della pena che non c'è, oppure se sarà un cittadino libero nonostante omicidi, ecco, femminicidi, chi ne ha più ne metta. Cosa sta succedendo? Il problema della giustizia è un problema che è nato con la nascita dell'uomo. Se noi leggiamo scritti della Repubblica Veneta o anche degli stati italiani o in generale, insomma, scritti nei secoli passati, si lamentano del malfunzionamento della giustizia, del fatto che le sentenze a volte sono scritte che non le si capisce, che un giudice dice bianco e l'altro giudice dice nero sulle stesse cose, che i tempi della... Quindi voglio dire, è evidentemente un problema che nasce quando nasce l'idea di affidare la giustizia a una persona terza, a un giudice. Da quel momento nascono i problemi, quindi non è un problema di oggi. Diciamo che oggi dovremmo avere l'esperienza e gli strumenti per porre rimedio a determinate inefficienze, però è un problema di denaro, di volontà e di leggi. Io parto da uno dei tanti aspetti. Lei ha citato alcuni reati tra i più gravi, no? I reati contro le persone, i reati contro i soggetti deboli. Allora, detto che i responsabili di reati molto gravi come gli omicidi o anche gli omicidi sicuramente, il carcere lo prendono e lo fanno, mediamente lo prendono e lo fanno, non ci sono sacche di impunità in quella materia. In altre materie, per esempio la violenza sessuale o gli atti persecutori, lo stalking, quello come viene comunemente definito, invece ci sono delle situazioni dove i tempi della giustizia sono tali che i responsabili non pagano. Io personalmente, proprio l'altro giorno, ho preso in mano un fascicolo di una pratica che seguo, dove un giudice ha scritto una sentenza con i piedi, l'ha scritta con i piedi, la Corte Superiore, la Corte di Cassazione a Roma, l'ha annullata scrivendo cosa hai fatto, quindi il processo è tornato indietro, ha dovuto ricominciare e il reato si è prescritto. Quindi il responsabile, che era già stato condannato in 2 gradi di giudizio, non ha alcuna conseguenza. Bene, questi 3 giudici della Corte d'Appello di Venezia che hanno scritto questa sentenza con i piedi non pagano assolutamente nulla, né in termini di multe, di riduzione di stipendio, né in termini di carriera. Allora, non voglio scagliare tutte, diciamo, le lance contro solo la magistratura, però la magistratura dovrebbe fare un esame di coscienza e accettare anche l'idea che chi sbaglia paga anche al loro interno, per esempio.
Però questi processi, Garlasco, Reginovic, ma che inchieste sono state fatte? Perché adesso viene messo in discussione tutto, ma è colpevole, non è colpevole, ma chi è il colpevole? Queste sevizie che sono state fatte a Liliana Regino, poi le hanno ritrovate, questi colpi inferti, ma prima, ma cosa succede, avvocato? Ma allora, lei dice non si riesce a capire la verità perché ognuno se la gioca come vuole, ma noi che veramente siamo a casa e diciamo, ma come, prima non si sono accorti di niente? Cioè, perché non è che abbiano fatto un'indagine, tante indagini, allora chi è che ha ragione e chi ha torto? Oppure non ha ragione e non ha torto nessuno in Italia e quello che veramente paga è la vittima, alla fine è la famiglia? Allora, io faccio l'avvocato e ogni mattina mi alzo con la preoccupazione, lo dico molto sinceramente, anche a voi, buongiorno a tutti, forse non mi sono dimenticato di salutarvi, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Ogni mattina io mi alzo, entro nel mio studio con la preoccupazione che potrò commettere un errore, perché tutti sbagliamo. Quindi è inevitabile che anche in materia della giustizia, nella sanità, nell'insegnamento, pensiamo a quell'insegnante che ha scritto quel messaggio odioso nei confronti della figlia del primo ministro Meloni, e anche quello avrebbe dovuto pagare la mattina dopo, avrebbe dovuto essere allontanato dall'insegnamento a proposito di specialmente a scuola poi. Specialmente bravissima Mirella, specialmente a scuola. Ma anch'io mi pongo questo problema. Garlasco e l'altro Reginovic, da quello che ho letto, perché non conosco gli atti ma sembra che gli investigatori inizialmente abbiano commesso dei gravi errori nel raccogliere le prove. Esatto. Dopo noi avvocati, non è che noi avvocati qua spezzo una lancia a favore della categoria, cerchiamo gli escamotage, i trucchetti per vincere o per allungare i processi. Semplicemente la legge dice che la prova va fatta in questo modo, se non è fatta in questo modo non vale, l'avvocato dice non vale, cioè fa valere una regola. È chi ha sbagliato inizialmente che dovrebbe rispondere per aver Garlasco e Reginovic sono due esempi clamorosi nei quali adesso attendiamo gli esiti di queste nuove indagini, ma se il povero diciamo, se Stasi è innocente, e ricordiamo è già stato dichiarato 2 volte innocente da 6 giudici, giudici in primo grado e in secondo grado, si è fatto già mi pare una decina di anni di carcere, non glieli pagherà nessuno, qualunque risarcimento gli venisse riconosciuto non ricompenserà mai 10 anni di vita buttati. Si immagini Mirella, lei ed io 10 anni chiusi dietro a delle inferiate. Però, avvocato, c'è anche un però da dire. Non è che noi abbiamo dei processi troppo lunghi che vanno rivisti, nel senso che queste sentenze non possono arrivare dopo 15 anni, 20 anni. Come lei dice, queste persone che magari si fanno 10 anni di carcere e magari poi risultano innocenti. Possibile che non si riesca ad accorciare i tempi e manca personale, c'è sempre qualcosa che manca, ma alla fine la giustizia non arriva, è quello il problema grande, noi non vediamo la giustizia, tanto è vero che la giustizia è uguale per tutti, sarebbe fare un punto di domanda molto, molto grande, oppure toglierlo, almeno la decenza di togliere quella scritta, perché io dicevo anche prima che se tu hai un buon avvocato veramente puoi riuscire a capovolgere la situazione, da colpevole puoi diventare anche presunto colpevole o addirittura innocente. E questa è la funzione vostra, degli avvocati, trovare quel cavillo che ti permette poi di superare un ostacolo importante che è quello magari di finire in carcere o accorciare il carcere. Prego. Allora sì, io non sto dicendo che gli avvocati siano tutti, diciamo, dei cavalieri senza macchie e senza paura. È il vostro lavoro. È il nostro lavoro. Certamente ci sono avvocati che utilizzano degli strumenti ai limiti della legalità, che utilizzano degli strumenti che non portano a nulla se non ad allungare il processo, ma alla fine si potrebbe arrivare comunque a una sentenza di condanna, questo è vero. Per cui la colpa è di tutti, è inutile scaricarle solo sulla colpa perché non c'è il personale amministrativo, perché i giudici sono oberati. Diciamo che forse se coinvolgessero gli avvocati nell'organizzazione della giustizia, ma li coinvolgessero seriamente, degli avvocati magari già in pensione,
che quindi non hanno il secondo fine di vogliamo eliminare il sospetto che gli avvocati lavorino per danneggiare la giustizia. Benissimo. Un avvocato in pensione, che non sia magari però già rimbambito, scusate il termine, ma voglio dire un avvocato che però ha la sua esperienza in quella specifica materia, ciascuno ha l'umiltà, i magistrati, il personale amministrativo, il personale politico, l'umiltà di dire mettiamoci a un tavolo dove si può intervenire. Io credo che potremmo ridurre, non eliminare i problemi della lentezza, ma limitarli sì. Allora saluto anche Pierluigi Bragato, tecnologo, sismologo, no, perché noi siamo tutto un sisma, sa, per questo l'ho avvocata, l'ho invitata, perché veramente è una cosa, questo terremoto che noi viviamo tutti i giorni quando ci alziamo da letto, usciamo di casa, ma soprattutto cosa sta succedendo all'ambiente, queste precauzioni, questa tecnologia che vi permette veramente di vedere cose che noi neanche immaginiamo, che fa prevenzione. Cos'è la prevenzione in questo momento per voi, professor Bragato? Buongiorno, sì, no, grazie per il professore, non sono professore. Io la chiamo perché per me è il mio professore. Vada, professore. Allora, no, sulla prevenzione ci sono diversi aspetti, c'è la parte più scientifica e tecnologica che riguarda il monitoraggio dei fenomeni, la misura, cioè perché cadono le case in base a quale scuotimento, a quale è stato la vibrazione del suolo che mette in difficoltà l'edificio. L'altra è proprio la prevenzione invece sul lato costruttivo, che è quella di seguire le norme di costruzione che adesso sono molto evolute, quindi dovrebbero metterci abbastanza al sicuro per i terremoti che avvengono in Italia, che tutto sommato non sono grandissimi terremoti se confrontati con quelli che avvengono in altre aree del mondo. Quindi questi qui sono i due versanti sui quali bisogna lavorare. Come siamo messi in Veneto, Bragato? Allora, nel primo punto, che è lo studio di fenomeni, diciamo che c'è parecchia attività, abbiamo fatto molto, la Regione Veneto ha investito negli ultimi anni, ma da almeno 30 anni sta investendo sul problema, quindi abbiamo una rete di monitoraggio molto densa. Adesso è stata completata negli ultimi 2 anni con un progetto che puntava a monitorare i terremoti non solo dove avvengono, cioè non andare solo alla caccia della sorgente sismica, ma anche dove ci sono gli effetti. Quindi abbiamo spostato la strumentazione, abbiamo portato la strumentazione nei centri abitati. Quindi abbiamo adesso, se dovesse esserci, speriamo non ci sia un terremoto in questo momento, avremo una copertura, delle misure molto accurate su quello che è successo. Ovviamente come si comporta poi l'abitato dipende dallo stato delle costruzioni, e qui molto è stato fatto per le abitazioni nuove. Il problema che c'è in Italia, un po' comune a tutta l'Italia, è sugli edifici più vecchi, perché sulle scuole. E le scuole, sì, che però seguono lo stesso criterio degli edifici residenziali, perché il grosso è stato costruito a cavallo tra gli anni 50 e 70, dove quando la normativa sismica non era ancora sufficientemente evoluta. E le scuole si hanno dei programmi speciali, quindi molte scuole sono state messe a norma, e mi pare che sta continuando l'attività della Regione su questo punto. Le scuole sono uno degli edifici sensibili, però ce ne sono anche altri, e quindi è tutto un processo in corso ancora, ecco, non siamo ancora in sicurezza come vorremmo, insomma c'è ancora da lavorare. Grazie veramente professor Bragato per far capire anche quello che si è fatto e quello che si dovrebbe fare, perché siete voi gli esperti ai quali la politica dovrebbe affidarsi, perché voi siete la meritocrazia, perché siete bravi, avete le idee chiare anche come costruire. Certo che se i sindaci si prendono l'urbanistica senza capire l'importanza di questa parola, ecco, specialmente poi quei piani regolatori, capite bene che c'è molto da discutere in questo, basta vedere cosa è successo e dove hanno costruito e come hanno costruito, nonostante ci sia l'urbanistica che dice a chiare lettere come puoi costruire e dove costruire. Però quello che è anche un terremoto sono queste zone rosse a Treviso, avvocato, questi
minori che ne stanno facendo di tutti i colori, pochi rispetto a quelli bravi, ma che tengono in pugno forze dell'ordine, sindaci, cittadinanza. Io dico che io non ho paura nella mia città, qualcuno dice Mirella cosa dice, però non sento di vivere in una città che mi terrorizza, che ho paura di uscire. Certo, uscire con le antenne sempre alte sì, anche sì, però questi minorenni anche no, e potremmo anche fermarli. C'è proprio la volontà di fermarli, oppure in campagna elettorale va bene tutto purché si parli? Avvocato, lei come vive questa situazione di questi ragazzini e ragazzine, di questi genitori che nonostante quello che diciamo, non posso dire che non sono informati, continuano a lasciare liberi questi bambini, che sono dei bambini alla fine che ne fanno di tutti i colori? Com'è la situazione? Allora, mi consente intanto di esprimere un sentimento di solidarietà per il dottor Bragato, perché sì, lui sa benissimo che per il terremoto dell'Aquila alcuni suoi colleghi sono finiti sotto processo per non aver saputo prevedere un fenomeno che, mi perdoni se dico una bestialità scientifica, ma è difficilmente prevedibile, anzi se non impossibile, almeno questo leggevo all'epoca, ma certi suoi colleghi hanno dovuto subire la pena di un processo. Il processo. Detto questo, poi mi smentisca, dottore, se Lo se facciamo non è subito, così. vediamo cosa dice il dottor Bragato. No, diciamo, ecco, se si può aggiungere una cosa è che lì si è imparato l'importanza della comunicazione, oppure non si è imparata, si è vista l'importanza della comunicazione, quindi dal 2009 anche i sismologi sono molto attenti a come il messaggio deve essere veicolato, quindi si fanno corsi, si seguono, si sente il parere di esperti, quindi ha avuto una ripercussione, se non altro positiva in questo senso. Certo. Che c'è una consapevolezza che le informazioni anche loro con le devono essere antenne alte veicolate prima in di maniera accurata, decidere se non cosa altro, fare. Grazie dottor Bragato. Grazie. Allora avvocato, continuiamo. Allora, il problema delle zone rosse è uno dei temi, il tema dell'aggressività, delle carica di violenza che c'è nei nostri giovani, uno dei temi, diciamo, buoni per le campagne elettorali, così come i soggetti di altre nazionalità, quei temi che si fanno presto a cavalcare, la sanità che non funziona, quei temi che portano voti. E lei giustamente dice, anche a Treviso ci sono alcuni esponenti di alcuni partiti che cavalcano questa tigre, diciamo, e vogliono far apparire la nostra come una città sostanzialmente che ha delle aree di grave insicurezza, il che non è obiettivamente, perché io chiedo che mi si dica, che queste persone mi dicano le statistiche di quante persone per bene che attraversano le zone, il famoso quadrante della stazione, il quadrante dei Giardini di Sant'Andrea, il quadrante nella zona a ridosso della Piazza Borsa, dove il supermercato via Collalto, eccetera, quante persone all'infuori di quei giovani che si coinvolgono. Detto questo, istituire una zona rossa su una certa zona della città, il quadrante, come si è visto proprio sui giornali, ieri c'è stata, l'altro ieri, quella rissa in via Collaltro tra alcuni ragazzi a ridosso della zona rossa, quindi non è che risolve il problema, a mio modesto avviso. Certo, è corretto che le forze dell'ordine possano e debbano allontanare una persona pregiudicata, già condannata, che tiene dei comportamenti aggressivi e molesti. Questo è previsto da un'infinità di anni, è uno strumento che non è mai stato evidentemente utilizzato a Treviso, forse si poteva utilizzare con meno strepito, meno squillar di trombe, però allertare, ecco, certamente oggi istituire questo dimostra un'inefficacia dello strumento, cioè se si crea una paura e si pensa di risolverla con questo, allora è bene che i cittadini lo sappiano. Però, avvocato, quello che fa specie è che non si riesce a fermare questi ragazzini e anche se si fermano la legge è dalla loro parte perché sono minori e un minore ha più garanzie che non quello che subisce. Secondo lei cosa si potrebbe fare? Perché tanti progetti sono stati portati anche alle autorità competenti, ma di concreto, a parte la zona rossa, non ne vediamo. Allora, secondo lei, questi ragazzini, io mi sono confrontata con un giudice, donna soprattutto,
alla quale la mia richiesta di far fare dello sport a questi ragazzi, farli stancare, farli lavorare con lo sport, mi ha detto: cara Presidente, noi non possiamo obbligare il ragazzo a fare sport se non vuole. Allora io ho replicato: però voi lo obbligate a venire da me a dare la borsa della spesa, oppure a portare a spasso il diversamente giovane, poi troviamo il diversamente giovane da una parte e lui col cellulare o con un'altra cosa, o la sigaretta da un'altra. Non le sembra che invece lo sport, con le regole, con la disciplina, col sacrificio, con la fatica, potrebbe riuscire di più a far migliorare questa rabbia, perché poi alla fine è tutta rabbia che tirano fuori, e cercare anche di recuperare questi ragazzi? Cosa ne pensa, Avvocato? È un'ottima idea, non ci avevo mai pensato, le confesso, in questi termini, ma sono da sempre convinto che in Italia ci sia un deficit, ci sia una carenza di sensibilità per l'attività sportiva. Le scuole dovrebbero prevedere, io mi ricordo facevamo 2 orette che in pratica si faceva niente, si andava là a muovere un po' le braccia, un po' le gambe, ma ecco. E invece in altri paesi, negli Stati Uniti, che non sono per forza un esempio, ma negli Stati Uniti se non si fa un'attività sportiva, poi riuscire un altro paio di maniche, se non si tiene un'attività sportiva, uno può prendere 10 in greco, là in greco non si studia, ma insomma in qualche materia, ma non vai molto avanti nella carriera scolastica. Prevedere che nei minori accusati di reati o ritenuti responsabili di alcuni reati debbano seguire, per esempio, frequentare, io ho avuto dei clienti, dei marcantoni di ragazzoni di 1,90 m che potrebbero giocare a rugby, a pallacanestro, c'è sport di squadra, perché i sport di squadra favoriscono, no, il rispetto dell'altra persona, il rispetto delle regole, molto più che lo sport individuale, ma anche l'individuale va benissimo, ma certamente è vero, è un'ottima idea, possiamo cominciare a ragionarci sopra, No. però bisogna cambiare la legge. No, non o posso. meglio, Esatto. la legge, o anche no, perché la legge prevede che i giudici per i minorenni possono sospendere il processo, quindi non fargli il processo, non arrivare a una condanna, ma a avviarlo a percorsi di recupero che prevedono dei lavori di pubblica utilità, come lei ha detto giustamente, ma tra questi lavori, queste attività, diciamo, di rieducazione, non ho mai visto prevedere l'attività sportiva, mentre sarebbe a quell'età lì e con quei fisici, voglio dire, con me purtroppo andrebbero poco lontano. Mi dispiace dirglielo, ma niente da fare, perché finché non si cambia la legge è chiara, dice che non si può obbligare, e perciò io vorrei capire cosa sono questi lavori socialmente utili. Allora adesso invece vediamo cosa ha fatto il sindaco di Casier, che io spero anche venga ospite presto, per far capire l'importanza di avere anche queste persone a disposizione che fanno dei lavori molto importanti. Andiamo a vedere. Servizio di Casier, il sindaco di Casier. Se lo trovano adesso. E mettiamo in atto nel territorio di Casier degli ospiti che danno un aiuto alla possibilità di poter essere istruiti, ma anche andare a fare dei lavori socialmente utili nell'ambiente. Rinnovato a Casier l'accordo tra amministrazione, Proloco e i richiedenti asilo del centro di accoglienza gestito da Nova Facility per la realizzazione del progetto verde. Siamo riusciti dall'anno scorso a trovare questa complicità tra l'amministrazione comunale, il Proloco e la Nuova Facility con l'avallo del prefetto. I ragazzi saranno seguiti dall'amministrazione che ogni settimana affiderà loro un luogo al quale dedicarsi, favorendo così anche la conoscenza del paese e delle persone che vi abitano. Una collaborazione con importanti finalità sociali che da un lato mira a coinvolgere i richiedenti asilo o ospiti dell'ex caserma Serena in attività di volontariato, dall'altro è volta a sensibilizzare loro e i cittadini alla cura dell'ambiente e dello spazio pubblico. Far capire anche ai miei concittadini che tante volte si lamentano perché magari sono questi un po' ospiti disturbatori, ma io ne sono straconvinto che è anche parte in contraria, che ci sono tanti dei miei concittadini che sono anche abbastanza maleducati nell'andare a gettare delle immondizie un po' dappertutto, e dunque dobbiamo naturalmente attivarci tutti e far capire dove chi è più disponibile anche a metterci la faccia e le mani per andare a raccogliere queste immondizie gettate da tutti.
Allora, avvocato, perché le ho fatto vedere questo servizio? Perché io con questi ragazzi ci parlo e la prima cosa che mi chiedono quando li incontro e mi dicono fammi lavorare. Ma finché non c'è il cartellino col colore, perché ci sono i colori dei cartellini giusto, non possono uscire da queste stanze. Però il sindaco di Casier, che ascolta molto e viene spesso anche a Sveglia Veneti, ha capito invece l'importanza che fare rete, unire le forze, sedersi attorno a un tavolo e capire cosa si può fare, alla fine questa cooperativa è pagata, ma loro fanno opera di volontariato e escono. Ma è così difficile farli uscire e farli lavorare questi ragazzi? Ma cosa sono questi cartellini, questi colori? Alla fine poi sono qua, vivono qua, e allora come la mettiamo? Com'è la legge? Cosa dice la legge, avvocato? Allora, la legge pone un limite fondamentale, nel senso che il lavoro può essere affidato solamente in generale a persone, anche agli stranieri, che abbiano ovviamente tutta una serie di documenti e soprattutto la regolarizzazione della loro posizione. Queste persone, i richiedenti asilo, sono in attesa di vedere regolarizzata la loro posizione, per cui la legge, quella ordinaria, diciamo, sul rapporto di lavoro con il soggetto, diciamo, l'extracomunitario o comunque la persona straniera, ha questo fondamentale limite che è anche corretto, cioè nel senso, prima di stabilire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un lavoro stabile, la persona deve essere ovviamente regolare sul nostro territorio. Però questo non impedisce che dei sindaci come Carrareto, che conosco da tantissimi anni, e sta facendo un lavoro davvero egregio, glielo posso dire perché lo so, perché l'ho potuto sperimentare di persona. È una persona molto attenta al suo territorio, alla sua comunità, e ha voglia di muovere le mani, ha proprio voglia di fare. E integrare, per cui e soprattutto questa collaborazione con il prefetto e con le autorità, perché sono loro alla fine che solo loro possono autorizzare, perché lei sa che i richiedenti asilo non hanno i sindaci non hanno nessuna autorità. Dentro all'interno adesso era la caserma Serena. Hanno la patata bollente ma non hanno autorità. Esattamente, però dialogare con le autorità evidentemente che riescono a forzare un poco i limiti delle norme che riguardano i richiedenti asilo attraverso la distribuzione di questi, diciamo, cartellini, no, che li autorizzano. I lavori per loro ci sono, bisogna assicurarli, perché c'è anche questo problema: se io mando fuori un richiedente asilo con la motosega o la falciatrice, certo, chiaramente deve essere assicurato, quindi non sono pochi problemi burocratici, ma non è la burocrazia ottusa, è una burocrazia giusta. Ecco, però la buona volontà delle persone e la capacità di dialogare, di motivare, porta a questi risultati, quindi si può fare, le leggi lo consentono. Molto chiaro. Allora sentiamo Mirella da Riese. Veloce Mirella, perché sono in chiusura. Mirella, sì, faccio veloce, sì. Ciao, buongiorno tuo ospite. Allora dico una cosa, sai che io abito in un condominio dove ci sono diversamente italiani, ce ne sono 6, vanno a lavorare, per carità. Come questi giorni, sabato, domenica, lunedì, sono via per i suoi paesi, non so dove vanno, insomma stanno via. Ieri sera sono arrivati tutti, io ho fatto i 3 giorni di guardiana dell'appartamento, perché abito solo io italiana in questo appartamento. Però adesso, quando vanno in ferie e io sono a casa, ora per carità loro vanno a fare la sua destinazione, io non sono protetta da nessuno, perché se succede qualcosa a me, quando vado giù, non c'è niente da vedere, perché di domenica non c'è proprio niente. Vado al parco, ci sono tutti diversamente italiani. Dove devo andare io? La corriera per andare a Castelfranco non c'è di domenica. Dunque io sono segregata a casa. Ve lo dico chiaro e tondo. Grazie. Però, cara Mirella, hai fatto bene a dirlo. Parliamo, poi non c'è neppure la corriera a Riese per portare anche la nostra Mirella a fare un giro. Hai fatto bene a dirlo. Allora sentiamo Bragato come ci saluta, con quale messaggio e soprattutto la parola prevenzione. Prego Bragato. Sì, di continuare intanto tutti i progetti che sono in corso. Abbiamo parlato prima delle scuole, della regione, quindi questo qui è un lavoro continuo, non è mai finito, ma è Senta continuo. Bragato, le chiese sono sicure? Ecco, Bragato, le chiese sono sicure?
Come? Le chiese sono sicure? È un bel tema, diciamo che molte chiese seguono Siccome che il ministro Nordio ha detto a chi ha problemi di andare a rifugiarsi in chiesa o in farmacia, se viene il terremoto volevo capire se possiamo andare in chiesa. La chiesa eviterei, ci sono delle strutture che i comuni, ci sono i piani di emergenza di protezione civile, ci sono per esempio alcune palestre, le palestre spesso sono state messe a norma e quindi sono l'edificio più resistente. Eviterei la chiesa, ecco, se si ricorda proprio in chiesa, fortunatamente per il terremoto dell'Emilia del 2012 il terremoto è avvenuto molto presto al mattino, perché poi al pomeriggio sarebbero state le cresime, anzi la mattina tardi c'erano le cresime e abbiamo visto che a Mirandola è venuto giù il Duomo. Quindi, e i campanili, ecco, i campanili, Bragato? Com'è? I campanili? I condomini dipende da quando sono costruiti, i condomini nuovi. No, condomini, campanili. Com'è? Campanili. No, i campanili è ancora peggio, scusi. Scusate, l'abbiamo visto per il terremoto dell'Emilia, do per scontato meglio ridirlo, il terremoto dell'Emilia, gli edifici più fragili in quel caso sono stati proprio campanili e chiese, perché, e poi i capannoni perché erano costruiti in una certa maniera. Perciò andate all'aperto e basta, che forse è la miglior soluzione al momento, veramente. Ponti non ne parliamo, lasciamo perdere Bragato, perché qua sicuro è solo la fortuna. Grazie veramente grazie a Pierluigi Bragato, tecnologo e sismologo, di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta Avvocato Pietro Bovo. Allora, il ministro Nordio ha tante cose da fare, non ha l'obbligo di intervenire su qualunque argomento e dire sempre la sua, così eviterebbe magari delle uscite come quella delle farmacie e delle chiese, sulle quali non ha neanche fatto marcia indietro, perché ha reso un'intervista al Corriere della Sera dove gli hanno contestato questa uscita e lui l'ha rivendicato la legittimità. Le donne che, come la signora Mirella, mi pare, di Riese, avverte questa preoccupazione, non si sente certo rassicurata da parole come quella. Certo, e questo è veramente un problema, visto anche i numeri che abbiamo di femminicidi, che anche là questo braccialetto elettronico che sembra che l'abbiano superato, perché nonostante il braccialetto ne vediamo veramente di tutti i colori, perciò ecco, io penso che dobbiamo stare veramente attenti e soprattutto non dare l'ultima chance, che è quella che ancora si continua a sentire, anche quella ragazzina 14 anni, ma avvocato, ma come si fa a dire 2 anni fidanzata? Cioè 12 anni aveva il ma io mi domando, ma vi rendete conto che stiamo parlando di bambini? È fidanzata da 2 anni. Cioè questi messaggi sono devastanti, La sessuologia che non si fa nella classe, non sanno neppure cos'è il corpo umano, giocano come fossero palline da ping pong. Avvocato, ecco, che messaggio vuole dare ai genitori? Di guardare i propri figli, guardarli quando escono di casa, non guardare il tuo cellulare perché stai guardando la partita, ma guarda tua figlia se ha un filo di rossetto sulle labbra a 12 anni o cosa ha dentro lo zaino, perché magari esce con un pantalone e un jeans e dentro c'ha la minigonna, perché poi si vanno a cambiare fuori per non farsi scoprire. Mia figlia, bene o male, so dove va, perché un po' di domande si riesce a capire con chi va e dove va, perché con tutti i nostri limiti ci interessiamo. Ci sono troppi genitori che sono centrati su se stessi e non dedicano tutto il proprio essere ai propri figli. Più di così non sappiamo cosa dire. Genitori, svegliatevi, perché siete veramente imbaucai, come ha detto un mio ospite, che è una bellissima parola. Svegliatevi, perché questi qua stanno mettendo veramente a rischio pochi, ecco, questi cittadini anche diversamente giovani che hanno paura di uscire, e questo non va assolutamente bene. Grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Benvenuti oggi a questa puntata particolare con la presenza di un ospite d'eccezione, questa simpaticissima mortadellina. Noi oggi abbiamo pensato di proporvi una cosina veloce, però buona. Allora, praticamente vi proponiamo una fettina di mortadella scottata alla griglia con 2 scagliette di grana, il tutto aromatizzato con del buon aceto balsamico tradizionale di Modena, quindi invecchiato almeno 12 anni.
L'esecuzione è semplicissima. Noi tagliamo la nostra fettina di mortadella, che in questo caso è un po' più grande del solito, ed andiamo ad appoggiarla su una piastra o su una pentola antiaderente senza nessun tipo di condimento sotto, quindi né olio né burro, niente, così come sta. Facciamoci un po' di spazio, ecco qui, e prendiamo le nostre fettine di mortadella e iniziamo a riscaldarle. Profumo. Nel frattempo prendiamo 4 fettine di pancarè e mettiamo a tostare pure queste, in modo da avere come companatico un bel pane croccante insieme alla nostra mortadellina che si sta scaldando piano piano. Prendiamo le nostre fettine di pane che si stanno tostando e stanno diventando belle croccanti. Giriamo la nostra fetta di mortadella che, come potete vedere, ha assunto un colore stupendo. La lasciamo alcuni minuti anche sull'altro lato, in modo che il lardello piano piano si scioglie e insaporisce ulteriormente la mortadella. Dopodiché andremo a bagnarla con un goccio di aceto balsamico prima di toglierla dalla piastra. Siamo pronti. A questo punto prendiamo il nostro aceto balsamico e ne versiamo alcune gocce sopra la fetta di mortadella. Dopodiché prendiamo la nostra fettina ed andiamo a dividerla in 4, 6, 8 porzioni, a seconda di quello che più gradite. Prendiamo il nostro pane, lo disponiamo nel piatto, ci appoggiamo sopra queste stupende fette di mortadella cotte alla piastra e, per concludere degnamente, prendiamo 2 scagliette di buon parmigiano, lo abbiniamo a questo piatto velocissimo ma dai sapori eccezionali